Allora, buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta e do subito la parola al segretario per l'appello. Bisogna tenere schiacciato. Buonasera, Botteon Adriano, Carnelos Graziano, non l'ho visto, Costa Giuseppe, Dareggian Antonio, Darcier Caterina, De Bastiani Alessandro, De Vallier Fabio, Dus Marco, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Maset Giuseppe, Posocco Gianluca, non l'ho visto, arriva in ritardo, giustificato il ritardo. Sant'Antonio Paolo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano, Presente. Tonon Roberto. Bene. Sono presenti su 16, manca Cannelos e quindi sono 14, perché 16 sono i componenti, non 17, sono 16, meno 2 assenti, Carnelos e Posocco, sono 14. Sì. No, il sindaco l'ho chiamato. Sì, ma sono 16 perché mi ha scritto anche l'assente, perché oggi manca uno, quindi sono 14, oggi manca uno. Quindi adesso siamo in 14. Bene, allora possiamo procedere. L'ordine del giorno di questa sera, di questo Consiglio Comunale, prevede la surroga del consigliere comunale Alessandro Faraon, che ha presentato le dimissioni, le comunicazioni del sindaco al punto 2, al punto 3 la deliberazione, una comunicazione sull'esercizio finanziario 2014, prelevamento dal fondo di riserva ordinario, poi al punto 4 la surroga del consigliere Faraon nella seconda commissione consigliare, al punto 5 la surroga nella commissione consigliare temporanea area ex Fassina ex Carnielli, al punto 6 la surroga nella proloco di Nove San Floriano, all'articolo 7 l'approvazione di un articolo integrativo al regolamento edilizio che avevamo già adottato in sedute precedenti, al punto 8 l'aggiornamento periodico del piano comunale della protezione civile, al punto 9 il piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini, convenzione tra il Consorzio Bimpiave di Treviso e il Comune di Vittorio Veneto, approvazione della convenzione, 10 sportello unico delle attività produttive, aggiornamento e modifica del regolamento, al punto 11 l'interrogazione sul tema del turismo del consigliere comunale Paolo Sant'Antonio. Sì, è meglio farlo prima. Allora, gli scrutatori, nomina degli scrutatori. Marco Dus, Caterina Darcier, manca uno di minoranza, Sant'Antonio, Paolo Sant'Antonio. Benissimo. In conferenza dei capigruppo, siccome ci sono i punti 8, 9 e 10 che prevedono un'illustrazione da parte dei tecnici, e in conferenza dei capigruppo ci saremmo accordati per spostare questi punti all'ordine del giorno subito dopo il punto 1, subito dopo il punto 1 e 2, la surroga del consigliere comunale Faraon e le comunicazioni del sindaco, questo per non far rimanere i tecnici oltremodo fino a ore tarde. Ecco, quindi siccome eravamo d'accordo in conferenza dei capigruppo non si procede a votazione in merito a questa modifica, e quindi procediamo alla surroga del consigliere comunale Alessandro Faraon. Leggo solo una cosa, l'articolo 23 dello statuto comunale vigente prescrive che le dimissioni dalla carica di consiglieri sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, e che il Consiglio Comunale
procede alla surroga entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni, attribuendo la carica di consigliere al candidato che nella lista di appartenenza del dimissionario ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. A questo punto delibera di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Alessandro Faraon con il signor Matteo Saracino, che io ho invitato a essere presente al Consiglio Comunale e poi inviterò a siedere tra di noi. Ecco, do per letta la delibera e metto, se non ci sono interventi in merito, metterei subito ai voti. Prego. Sì, volevo solo ringraziare il consigliere Faraon che, dico purtroppo, per questioni di lavoro non ha potuto dare il suo contributo a questo Consiglio Comunale più a lungo dei mesi trascorsi dall'insediamento del Consiglio Comunale, e ovviamente augurare buon lavoro al collega consigliere subentrante Matteo Saracino. Grazie al Sindaco Tonon. Se non ci sono interventi metterei subito in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessun astenuto. Quindi il Consiglio Comunale approva con 14 voti favorevoli. Ecco, a questo punto inviterei... Sì, è immediatamente eseguibile la delibera, quindi inviterei il consigliere Saracino a prendere posto. Prego. Naturalmente da parte mia, ma credo dell'intero Consiglio Comunale, al consigliere Saracino i migliori auguri di buon lavoro. Punto 2, do la parola al Sindaco Tonon per le comunicazioni. Prego. Grazie. La prima comunicazione riguarda l'esecuzione di una delibera di Consiglio Comunale relativa alla questione dell'Istituto Cesana Malanotti. Erano previste nel deliberato proposto dal Consiglio Comunale 3 punti: la convocazione del Presidente dell'ICM, l'invio in Regione della medesima delibera e la sollecitazione tramite la conferenza dei sindaci dell'ULSS di un'ispezione presso l'istituto stesso da parte della medesima unità locale sociosanitaria numero 7. In Regione ricordo che già prima sono stati inviati gli atti e prima ancora che svolgesse il Consiglio Comunale mi ero interessato e ero stato ricevuto dall'assessore Davide Bendinelli, a cui avevo relazionato sulla situazione. Per quanto riguarda l'ULSS, la medesima ha fatto pervenire anche agli uffici del Comune le sue relazioni riguardo alla verifica attuata, e sono ovviamente agli atti. Per quanto riguarda il primo punto, cioè la convocazione del Presidente, la dottoressa Tiziana Botteon, leggo la lettera che mi è giunta la scorsa settimana. In risposta alla vostra lettera invito per relazionare in Consiglio Comunale del 17 febbraio 2015, vista la normativa regionale vigente in materia di IPAB, visto lo statuto dell'ente, nel ribadire l'autonomia decisionale in ambito amministrativo e gestionale di cui godono le IPAB dopo la nomina dei consigli di amministrazione e per tutto il periodo dell'incarico pro tempore, viste le ispezioni attraverso le quali questo istituto è stato oggetto di valutazione anche su ripetute richieste del Consiglio Comunale,
Tenuto conto che gli esiti delle indagini non risultano ancora evidenziati, auspicando in tal senso che venga dato corso al più presto al fine di tutelare l'immagine dell'ente, ma soprattutto al fine di riportare la giusta serenità all'interno della comunità nella quale operiamo, si informa la signoria vostra che la sottoscritta, legale rappresentante pro tempore dell'Istituto Cesana Malanotti, non è disponibile ad intervenire in Consiglio Comunale, declinando cortesemente l'invito. Con l'occasione porge distinti saluti il Presidente Tiziana Botteon. La seconda comunicazione riguarda i consigli comunali prossimi che sono previsti per il 24 e per il 26 marzo, con la seduta per il bilancio, e poi una comunicazione riguardo a un conferimento di incarico che ho dato al consigliere Adriano Botteon, con decreto numero 2 del 19 febbraio, ho affidato al consigliere Adriano Botteon l'incarico di collaborazione in occasione di incontri o altre attività legate ai gemellaggi con altre città e per un'attività di verifica, studio e proposte sulle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali, viste le sue competenze e le sue attitudini in materia. Grazie. Grazie Sindaco Tonon. A questo punto, come avevo annunciato, passiamo al punto numero 8 e quindi do la parola all'assessore Mognol, invito anche i tecnici. Facciamo la fine. Lo chiedo. Prego, assessore Mognol. Ok. Ho da leggervi questo comunicato che penso si sia già discusso prima in sede di capigruppo rispetto a quello che era stata la illustrazione del piano di protezione civile in sede di commissione consigliare. Questa di fatto è una proposta di modifica al piano di protezione civile in corso di approvazione perché si era notato un piccolo errore di distrazione. Vado a leggere che penso sia la cosa più chiara da fare. In data 2 marzo 2015 la seconda commissione consigliare ha esaminato gli aggiornamenti apportati al piano di protezione civile. Successivamente, a seguito di un ulteriore controllo da parte dell'ufficio di protezione civile, è stato rilevato che nel testo sono riportati i nominativi degli incaricati a ricoprire il ruolo delle funzioni all'interno del centro operativo comunale, il cosiddetto COC. Tale previsione mal si concilia con il carattere pianificatorio del piano in riferimento alle competenze del Consiglio Comunale, così come definite dall'articolo 42 del DLGS del 18 agosto 2000 numero 267 e dell'articolo 14 dello Statuto, i quali attribuiscono al Consiglio il controllo politico e l'indirizzo dell'azione generale dell'amministrazione. Inoltre, le linee guida regionali approvate con delibera di giunta regionale del 1 febbraio 2003 numero 44, in armonia con il dettato normativo della legge 24 febbraio 1992 numero 225, riguardante l'istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, prevedono che sia il sindaco, quale autorità locale di protezione civile, ad attribuire le funzioni costituenti il cosiddetto COC. Per quanto premesso, si propone lo stralcio dei nomi inseriti a fianco di ciascuna funzione, dando atto che il sindaco provvederà, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge 225 del 92, ad attribuire gli incarichi con proprio decreto. Tale atto sarà altresì prontamente notificato agli interessati, rendendoli contestualmente edotti delle responsabilità conseguenti all'attribuzione conferitagli. Questo era appunto questa piccola nota. Di fatto nel piano che abbiamo visionato l'altra sera in commissione, nelle funzioni previste dal piano erano inseriti dei nominativi di persone. È un refuso proveniente dal piano precedente, perché questo è un aggiornamento di un piano, e ci si è poi accorti, grazie all'ufficio di protezione civile, che questo era un errore perché non vanno indicati i nominativi, essendo il piano, dando il piano degli indirizzi in serie di funzioni di supporto, e quindi questa sera andiamo a votare il piano così emendato. E io passerei però la parola per i dettagli anche nei contenuti del piano appunto ai tecnici che ci hanno seguito, che hanno redatto questo aggiornamento della TEPCO, quindi ringrazio anche per la presenza. Sì, do la parola ai tecnici, Cesare Da Ros e Alessandro Fabrone. Prego.
spegnere questo qua? Si spegne sempre con questo. Prego, va bene. Buonasera a tutti. Diciamo che con questo aggiornamento siamo arrivati al terzo aggiornamento del strumento di pianificazione delle emergenze del Comune di Vittorio Veneto. Diciamo che il primo impianto era stato adottato nel 2004, poi ha subito un aggiornamento nel 2006 e nel 2010 è stato riaggiornato secondo le prescrizioni giunte dalla provincia per la validazione del piano a livello provinciale. La struttura che abbiamo aggiornato in questo momento è la struttura, diciamo, del 2010. Allora, una parte rilevante, diciamo, una parte basilare dell'aggiornamento riguarda il supporto cartografico che è stato usato rispetto alla versione del 2010, che è un supporto, diciamo, un po' più preciso e più aggiornato rispetto alla cartografia del 2010. Quindi in questo caso è stata usata la cartografia tecnica regionale scala 1/5000 vettoriale, aggiornata dall'ufficio, diciamo, urbanistica del comune, quindi in questo caso usiamo lo stesso supporto cartografico che viene usato anche dalla parte urbanistica. Sulla parte, diciamo, del modello di intervento, che è la parte basilare del piano, in cui il piano individua una serie di aree di emergenza, cioè individua quelle risorse strategiche che servono per la gestione delle emergenze. Quindi sono state ricollocate sulla nuova cartografia le aree di emergenza, quindi le aree di attesa, le aree di prima attesa, le aree di ricovero e le aree di ammassamento. Poi è stato fatto un cambiamento, è stato individuato una nuova sede del centro operativo comunale, che nel vecchio piano prima era individuato in piazzale Consolini, adesso è stato rindividuato nella nuova sede dei vigili urbani, e su questo è stata individuata anche la nuova sede del centro operativo misto del COM. Poi una parte fondamentale dell'aggiornamento si riferisce a tutti gli scenari di rischio previsti dal piano, i quali sono stati ricollocati sulla nuova base cartografica, e in particolare diciamo che abbiamo lo scenario di rischio frane, che è stato pesantemente aggiornato anche in base, diciamo, agli eventi dell'anno scorso, del 2014, cioè nel periodo di febbraio, marzo e ottobre-novembre circa. Poi magari Alessandro tu individui tutta la parte, cioè, diciamo, tecnica del... Ecco qua. Scusate, siamo circondati dai cavi. Allora, diciamo un aggiornamento sostanziale l'ha avuto il piano relativamente agli ultimi episodi, diciamo, gli ultimi eventi, diciamo, che hanno eventi emergenziali di fatto, no? Che hanno interessato il territorio. In particolare stiamo parlando di problematiche di tipo geologico, quindi stiamo parlando di instabilità franose.
Sono state forniti dal Comune tutta una serie di, diciamo, di indicazioni precise, di una serie di eventi localizzati, di fenomeni puntuali che si sono verificati nel territorio nel 2014, tra gennaio-febbraio e durante il periodo di anche, stiamo parlando di luglio-agosto, anche ci sono stati dei movimenti anche importanti, in particolare nel Fadalto ce n'è uno tuttora in corso, un movimento assai complesso, monitorato, seguito da professionisti, che diciamo per, tra virgolette, stiamo parlando di un evento molto esteso che per fortuna però non coinvolge, diciamo, situazioni, infrastrutture, case o comunque in qualche modo popolazione. Ecco, vi sono invece altresì una serie di altri movimenti che sono stati catalogati decisamente più localizzati, ecco, però non meno problematici, anzi in particolare, diciamo, di questi stiamo parlando di circa una ventina, insomma, di eventi che sono stati schedati e, diciamo, a cui sono state attribuite pericolosità e relativo rischio, e questi vedono in varia misura, diciamo, interagiscono con infrastrutture, prevalentemente con le strade, ma anche in alcune situazioni diciamo, sono andati a interessare parzialmente anche abitazioni, edifici che diciamo, ne hanno risentito. Come si collocano questi eventi? Sono collegati sempre a problematiche meteorologiche. Sappiamo che negli ultimi anni diciamo, c'è stato un acuirsi di questi eventi meteo diciamo localizzati, particolarmente intensi, della durata a volte anche di 6 ore, anche meno, ecco, che però causano diciamo una precipitazione al suolo anche di, diciamo, di 50, 60, 70 mm in 4-5 ore, e quindi con diciamo, conseguenti, diciamo, problematiche anche di instabilità. In particolare, diciamo, la zona collinare di Vittorio si presta a questo, perché abbiamo una serie di litologie, diciamo, che tendono a degradarsi più facilmente rispetto alla parte settentrionale, dove invece sono più presenti calcari, dolomie. Nella parte collinare invece abbiamo a che fare con argille, limi, sabbie, diciamo, arenarie, che ovviamente si trasformano poi in sabbia a causa della degradazione, e questo tipo di terreno si presta più facilmente, diciamo, a instabilità a causa proprio di queste, diciamo, eventi meteo così concentrati. Abbiamo diciamo, segnalato una serie, fra l'altro alcune di queste diciamo, sono nelle vicinanze, adiacenti, addirittura in alcuni casi parziale sovrapposizione ad altri successi in passato, ecco, e che indicano tutto sommato alcune situazioni, diciamo, in cui c'è maggiore, diciamo, probabilità che questi si verifichino, e altri invece diciamo, sono per la prima volta emersi in altre zone, e sono appunto dovuti principalmente al motivo che vi ho detto, e secondariamente poi anche, diciamo, possono essere collegati poi o innescati magari da un taglio stradale, uno sbancamento agrario, eccetera. Quindi sono, diciamo, situazioni che vanno monitorate, andrebbero monitorate, diciamo, con una certa frequenza, ecco, anche per capire l'evoluzione, insomma, del territorio, oltre che per poi andare a, diciamo, a provvedere, ecco, per diciamo, prevenirli. Ecco. Diciamo, questa è, diciamo, la parte fondamentale del piano che è stata, diciamo, toccata. Poi c'è stato l'aggiornamento delle procedure, magari ne vediamo qualcuna a riguardo. Prendo anch'io.
Allora, le procedure che abbiamo sviluppato in realtà sono procedure sviluppate in un po' di anni, insomma, di lavoro in questo ambito, e si basano sulle fasi previste a livello nazionale, sono la fase di attenzione, preallarme e allarme, che in varia misura concordano con quelli che sono i livelli di criticità che vengono poi forniti attraverso i bollettini. Negli ultimi 5 anni c'è stata un crescere anche della complessità delle stesse procedure, perché ci sono una serie di atti che vanno compiuti ogni volta che si passa da una fase all'altra a livello comunale, e questi atti, che coinvolgono l'ente locale con gli enti sovraordinati, prevedono una serie di scambi obbligatori di carte, in buona sostanza, no? Ecco, ci sono delle comunicazioni che arrivano, delle altre che ripartono dal comune, in cui si vengono indicati i recepimenti delle stesse. Ecco, è una procedura che trova riscontro in realtà su tutto il territorio nazionale. Ecco, diciamo che nella complessità del percorso, insomma, che bisogna seguire all'interno di un momento di emergenza, c'è da dire che c'è il vantaggio che c'è una standardizzazione, c'è una uniformità poi del modo di procedere a livello nazionale, e questo è il punto di forza. Qui naturalmente ogni passaggio, indicazioni, soggetto, attori coinvolti, istruzioni, ecco, all'interno di ogni fase troviamo vari step, vari gradini che spiegano un po' tutto. Naturalmente, che dire, per quanto si possa mettere mano al di là della parte obbligatoria, no? Quindi le varie dichiarazioni, le risposte per iscritto, eccetera, quelli vanno messe. Per quanto poi si possa mettere mano a queste procedure e personalizzarle eventualmente per il singolo comune, cosa che noi siamo sempre disposti, a fare, no? Sull'eventuale richiesta, è chiaro, però c'è da dire che prima di tutto bisogna provarle, cioè questo tipo di procedure sulla carta vanno verificate attraverso specifiche simulazioni, insomma, no? Ecco, calate in una realtà emergenziale, vera, concreta, ecco, che permette anche di capire, ad esempio, che magari il comune di Vittorio Veneto rispetto al comune di Treviso, no? Magari può fare a meno di uno step o aggiungerne altri 2, per esempio, no? A seconda della situazione. Questo è importante, quindi come deve essere tutto il piano in realtà, no? Cioè, bisogna che ci sia un suo, deve avere un suo battesimo, insomma, un suo battesimo, chiamiamolo del fuoco, dell'emergenza, in modo tale da capire concretamente se, anche attraverso una serie di simulazioni annuali, capire concretamente se effettivamente ci sono delle parti che vanno maggiormente evidenziate piuttosto da altre che magari possono essere integrate o riunite sotto un unico step. Ecco, poi naturalmente qui si tratta un po' di vedere insieme, ecco, non so, io casomai andrei, ecco, c'è ovviamente le procedure sono state integrate con il centro funzionale decentrato, lo erano già prima, ma ci sono state nuove disposizioni, il CFD comincia a avere un ruolo un attimo più completo, ecco, che non fra l'altro spazia anche nel sismico, ci sono già delle indicazioni affinché possa, oltre che l'idrogeologico, il geologico, vada a interessarsi anche di questo. Stiamo parlando di un'azione di monitoraggio, innanzitutto di previsione e di supporto nell'emergenza, insomma siamo passati dalla parola, da un ente creato lì, una scatola del 2004 a adesso, insomma, che
diciamo, in cui si iniziava a parlarne. Il 2009 è stato istituito e adesso effettivamente comincia a essere una realtà concreta perché è assorbito, fa parte dello stesso l'ARPAF, eccetera, cioè tutte le varie strutture, il Corem, tutte le varie strutture che prima, diciamo, navigavano un po' indipendentemente. Ecco. È stato inserito questo e naturalmente è da lui, adesso dal CFD, che ci aspettiamo i vari messaggi e con cui dobbiamo interagire direttamente. Ecco. E ogni step della procedura riporta le indicazioni. Fra l'altro, diciamo, quello che è indicato qui a livello di diciamo di documentazione che deve andare e venire dal comune è tutta obbligatoria, ecco, quindi non c'è niente di, diciamo, che si può eliminare, diciamo. Ci sono, vabbè, poi per ogni, diciamo, esistono, diciamo, delle maschere, insomma, per rendersi maggiormente conto, ma insomma lasciamo questo, diciamo, ai quelli che saranno poi addetti direttamente a questo tipo di servizio e a gestire il piano stesso. Ecco, io avrei finito. Poi c'è da dire che il piano è stato praticamente consegnato, la consegna che abbiamo fatto è completamente informatizzata, quindi adesso il piano non è più solo su carta, ma è praticamente a una banca dati che è stata consegnata al comune, quindi praticamente il comune può essere anche in grado, se vuole, cioè siccome è stato fatto secondo gli standard dati dalle linee guida regionali, quindi è stato fatto su piattaforma Geomedia, Regione Veneto, tutte le banche dati sono perfettamente accessibili e aggiornabili. La novità è che quest'anno abbiamo anche dato un servizio di pubblicazione del piano, perché l'importante è la divulgazione del piano anche alla popolazione, e quindi abbiamo reso disponibile su un server la parte, diciamo, relativa è disponibile sul web il modello di intervento, cioè tutta la parte che dovrebbe essere divulgata anche alla popolazione. Quindi praticamente noi abbiamo già dato la disponibilità del link all'amministrazione, c'è un server che è sempre in linea e dà le informazioni del piano sul web, quindi molto semplice anche d'uso, mi dà le indicazioni principali, quello che la popolazione deve sapere, quindi la popolazione deve sapere dove sono le aree di attesa, perché sono quelle le aree più importanti. Tra l'altro poi c'è da dire che tutte le aree di attesa sono state riqualificate dopo il Vaillant 2013, l'esercitazione che era stata fatta su indicazione dei tecnici del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Sono state riqualificate alcune aree di attesa e praticamente rese disponibili anche come aree di ricovero in caso di evento sismico, e quindi tutto questo è stato già riqualificato in banca dati ed è perfettamente visualizzabile, cioè questo è praticamente il rispecchio della banca dati. Sì, poi nella banca dati vera e propria, ciascun elemento, adesso qui si clicca, vengono fuori alcune informazioni che riguardano in particolare ovviamente la popolazione. Nella banca dati vera e propria, quella dove c'è la cartografia che abbiamo visto prima, si schiaccia altrettanto, ma il dato è molto più completo ed è a disposizione poi degli addetti ai lavori. Possiamo andare anche su in fadalto, andiamo a vedere un po' la parte alta. Qui è stata individuata la seconda area di ricovero. Qui la sede dei vigili del fuoco. Quindi diciamo che è uno strumento abbastanza semplice e divulgativo per la popolazione, perché l'importante è che la popolazione sia coinvolta in questo tipo di informazione.
per noi, se ci sono qualche domanda, se c'è qualche domanda. Le aree di attesa? No, sono... Allora, io a questo punto intanto ringrazio i tecnici, però li invito a rimanere ancora, perché se ci sono delle domande tecniche apro quindi il dibattito. Vedo che si prenota il consigliere Fasan. Prego. Sì, grazie Presidente. Punto numero 8, aggiornamento periodico piano comunale di protezione civile, approvazione. In commissione consigliare era stato detto che c'era solo una presa dato e non si dava alcun voto. Posso sbagliare? Dove è il Presidente? Io ho manifestato la mia perplessità e ho detto che bisognava votare. E infatti siamo qui. Si vota. Si vota. Bene, mi avete ascoltato. Si vota il piano, si vota l'adozione del piano e l'approvazione e l'immediata eseguibilità. Cioè, in commissione consigliare era stato detto che c'era solamente una presa dato. Io ho esternato le mie perplessità che sono state accettate e qui si va a votare. Posso sbagliare, Assessore? No, a me va bene che si vota. Sì, non era chiara la cosa, però si era detto di fatto che probabilmente si andava anche in approvazione, da quello che ricordo, comunque a una votazione. Mi avete ascoltato. Io dico e che poi si è chiarita la cosa appunto con gli uffici che poi si è arrivati ad oggi con un'approvazione. Quello che ho sentito va benissimo. L'unica cosa che mi dà da fare il mio intervento è che sono state riqualificate le aree di attesa che sono diventate aree di ricovero. No, sono sempre aree di attesa, però riqualificate in caso... Ecco, pregherei di parlare al microfono. Allora, quel tipo di operazione è stata fatta noi abbiamo recepito quello che poi l'amministrazione ha deciso, perché poi l'ha recepita mi sembra con un provvedimento di giunta comunale, cioè su suggerimento di questi tecnici che hanno detto che in caso di evento sismico di poter avere magari più disponibilità di aree di ricovero, perché è già capitato in altri casi che la gente non si muove dalle case, cioè si fa fatica in caso di anche perché non c'è un posto di ricovero. Esatto, quindi l'indicazione era quella di usare anche le aree di attesa, ma no, cioè le aree di attesa rimangono aree di attesa, però sono riqualificate, in caso di possono diventare anche perfetto, quello che ho detto anch'io. La cosa non è di poco conto, perché credo... Fasan, interrompo solo, perché non si crei dialogo? Lasciamo finire l'intervento al consigliere Fasan, magari voi vi... No, a me va benissimo il dialogo, perché così si può esternare, no? Va bene, va bene. Allora la cosa dico che non è di poco conto, perché può anche toccare un fattore urbanistico, no? In cui probabilmente queste aree di attesa dovranno avere una volumetria in futuro per ospitare i terremotati allora io dico, ci sono delle aree a Vittorio Veneto, no, gestite dalle associazioni che hanno già delle possibilità di ricovero. È stato valutato la possibilità che queste aree che hanno già delle strutture atte al ricovero possano diventare aree di attesa e di ricovero? Domanda. Si potrebbe risolvere anche qualche problema urbanistico delle associazioni con le sagre, le feste paesane. È una domanda che ho fatto anche in commissione consigliare e che ripeto qui. Perché andare a costruire un capannone quando a 200 metri magari c'è già un capannone che può ricoverare le persone terremotate, ma da subito vanno coperto invece di installare delle strutture. È stata valutata questa possibilità. Basta. È la cosa più importante che ho sentito questa sera, perché il resto sono tutte prese dato di... Prego, se avete, rispondiamo noi. Se avete qualche indicazione in merito. Ma allora, stiamo parlando di aree, diciamo, che hanno una doppia funzione, no? Di attesa e di ricovero. Il ricovero significa
essenzialmente tendopoli, va bene? Quindi non stiamo parlando di costruire infrastrutture, non è neanche previsto in ambito di protezione civile che abbia questo tipo di funzione l'area, assolutamente. Il caso diciamo, l'attenzione da parte anche della Regione è stata sollevata perché in altre parti d'Italia si è verificato, durante il sisma, che la popolazione faceva fatica a abbandonare le proprie case perché temeva di non poterci più tornare, questo è il punto, no? Quindi addirittura facendo proprio resistenza. Ecco. Il fatto di avere poco distante magari una situazione che può, in caso di recidiva, diciamo, in qualche maniera ospitare quelle persone che non si prestano a uno spostamento un attimo più, diciamo, sì, in un'altra zona, ecco, può essere attuato già pensando anche a questa situazione. Dato che questo ha generato particolare ostacolo in casi concreti, no, la Regione ha suggerito questo e questo è stato recepito, ma questo a livello urbanistico non ha nessun tipo di condizionamento. Ecco, C'è l'area di attesa non va a condizionare. Ecco. Poi c'è da dire che quando le aree di attesa, così come sono state scelte, cioè il modello di intervento è un modello che è stato pensato parecchio, cioè è basato, diciamo, su la collocazione, ovviamente in base alla possibilità, in base alla posizione strategica, in base a come sono situate anche le infrastrutture di collegamento tra queste unità e l'area di covero principale, l'area di ammassamento, quindi diciamo che il tipo di modello di intervento viene fuori da questa motivazione. Che si possa anche rivedere, nel senso che si può sempre rivedere, per carità, statico, però ecco, deve essere aggiornato, ci tenevo proprio a dire che a livello urbanistico questo non ha nessun tipo di... Non ha nessun No. L'area di attesa non ce l'ha. non prevede nessun vincolo. Sì. Si prenota il consigliere Darè, prego. Lo scalo merci, lo scalo ferroviario è ancora considerata area di ammassamento? L'amministrazione comunale intende procedere come la precedente oppure ha cambiato idea su questo? Visto che doveva esserci la sede della protezione civile regionale e gestita dagli alpini praticamente. No, l'area di ammassamento è rimasta lì, cioè noi non l'abbiamo cambiata, cioè non abbiamo... Ah! Andiamo più là. Consigliere Botteon. Grazie, buonasera. Una piccola, non so se ho capito bene, ma quando parlavate di movimenti franosi, ho sentito parlare anche di probabilità, sono state individuate delle probabilità, ho sentito una frase di questo tipo, non so se potete chiarirmi oppure ho capito male io. No, ok. La seconda cosa è, ho notato adesso, guardando si vede anche adesso che questo è il piano è sul vostro sito aziendale. No, è su un server pubblico, cioè è un servizio che noi diamo. Però è raggiungibile tramite il dominio del vostro sito aziendale. Volevo sapere se è previsto lo spostamento, immagino che debba essere sul... Come primo incarico è stato proposto un semplice servizio di pubblicazione. Poi se il comune interessa avere l'applicazione web in casa, non c'è nessun problema. Ok, quindi deve essere il comune a muoversi, quindi non è già previsto, insomma. No, cioè, diciamo che nel tipo di lavoro, nel tipo di aggiornamento che è stato fatto, noi abbiamo previsto questa pubblicazione. Chiedo scusa. Allora, abbassi un po' il microfono, dottor Da Rosa. Ecco, perfetto. Così. Allora per completezza sta rispondendo il dottor Cesare Da Rosa. Prego. Okay. In questa consegna è stato previsto la pubblicazione del piano, perché è un primo passo che stiamo facendo, perché fino adesso non era mai stato fatto. Sì. Poi se l'amministrazione vuole avere l'applicazione in sé, cioè e gestirla autonomamente,
questo verrà fatto su un passo successivo. Diciamo che adesso c'è questo link a disposizione e il server è un server pubblico, non è un server nostro aziendale, è un server pubblico in cui noi abbiamo questo servizio pubblico da dare ai comuni. Tradotto in altri termini, quindi per spostarlo nel sito del comune di Vittorio Veneto c'è previsto un esborso, immagino. Non di tanto, però non era previsto sulla consegna di questo lavoro. Prossimamente. Vedo che si è prenotato il consigliere Costa, prego. Sì, grazie, ma una domanda veloce. Siccome ho sentito parlare di riqualificazioni delle aree di attesa, aree di ricovero e così via, volevo sapere, anche perché penso ai cittadini interessa sapere, le aree che prima erano destinate all'attesa e che il cittadino aveva fatto propria come indicazione, è sempre quella o vi è anche un cambiamento? Ecco, non vorrei che il cittadino venisse tratto in inganno dal fatto del cambiamento, della riqualificazione delle aree, ecco, una cosa semplice. Cioè le aree rimangono quelle. Grazie. Possiamo dare la parola al dottor Darros, prego. Sì, le aree rimangono sempre quelle, non sono cambiate, cioè hanno sempre la stessa colorazione, solo che diciamo che a livello organizzativo l'amministrazione sa che alcune aree possono anche essere, in caso di usate come o organizzate come una struttura di ricovero. Posso aggiungere? No, solo per... Prego, dottor Fabrone. Sì, solo per aggiungere, per quanto riguarda l'informazione alla popolazione, sono aree di attesa, punto. Cioè il fatto che abbiano una doppia valenza è un discorso interno e basta, che si attiva nel caso di... Ma questo non è un dato che viene fornito alla popolazione, la popolazione ha a che fare con aree di attesa. Ecco, se non ci sono altre prenotazioni, altri interventi, darei la parola ai consiglieri per le eventuali dichiarazioni di voto, altrimenti se non ci sono... Prego. Parola al sindaco. Sì, grazie. Rispondo alla cortese domanda del consigliere Darè. Se non ricordo, forse si può anche evidenziare, dottor Darros, non so se può evidenziare l'area esatto, del centro. No, in centro, scende. No, intendeva scalo merci. Quello c'è, stazione centrale, sì, scusi. No, quello in centro. Era rimasto Giù. Teneva in centro. No. Ecco là, no, quella su, là, un po' su. Ecco lì, quella a sinistra, si può evidenziare, quella là, no, ancora più a destra. Quell'area lì a sinistra, l'area A. Quella è l'area di ammassamento, giusto? Questa è un'area di attesa e l'area fender. Esatto. Allora l'area... Lo scalo merci è questo qua. Sì. L'area di attesa non è dove c'è lo scalo merci, ma è a sinistra della ferrovia, guardando. E quindi noi riteniamo che la collocazione che era stata precedentemente indicata e confermata da questo piano non fosse coerente con l'area di accoglienza delle persone, per cui si sta valutando l'ipotesi di spostare la sede in modo che resti comunque ovviamente in zona, ma che sia coerente col piano che c'era prima e che continua ad esserci. Sì, vedo che si è prenotato consigliere De Bastiani. No, chiedo scusa. Eccolo qua. Prego. Siccome c'è un accordo regionale con un finanziamento di 270 o 280 mila euro proprio per l'intervento specifico sullo scalo merci ferroviario, è da capire perché di non perdere questo finanziamento, perché non è che si può spostare, cioè, avete avuto dei contatti con la protezione civile regionale di un eventuale, diciamo così, scambio dallo scalo merci
all'area Fender, tanto per capirci. Confermo che, come lei presuma, abbiamo avuto contatti con la Protezione Civile regionale per poter valutare l'ipotesi di spostamento. C'è stata una risposta scritta, c'è stato un qualcosa? Abbiamo avuto un colloquio in sede municipale con il dottor Tonellato, che è il responsabile della Protezione Civile. Siamo in attesa della sua conferma scritta. No. A parte il dottor Tonellato, siccome l'accordo viene fatto con l'assessorato, che in questo caso ormai è a scadenza di stivale, è da capire se quei soldi che sono già stanziati con delibera regionale del mese di dicembre, credo, che non vengano persi. Questa è la mia preoccupazione. Siccome la preoccupazione sua ovviamente è anche la nostra, ci siamo attivati in regione affinché per valutare, perché la regione ci dica al più presto se è possibile questo spostamento, che è coerente, sarebbe coerente col piano in corso e col piano precedente. Fasan, la considero una replica, prego. Sì, se vuoi ti do anche dichiarazione di voto. Io direi che per prudenza, siccome siamo in attesa della risposta della Regione, lo scalo merci l'avrei tenuto come area di protezione civile, perché se dicono di no cosa facciamo? Vabbè, è il momento buono di metterla dentro, visto che c'è questo finanziamento. Chiedo scusa, Vabbè, è arrivata con adesso facciamo la variazione, io la metterei dentro per prudenza. E poi si fa sempre da tempo a levarla, Ma se non c'è, non si prende il finanziamento. Presidente, la parola un attimo. Inseritela nel piano, no? In questo momento inseritela nel piano, visto che c'è una delibera regionale a supporto. Mi chiede la parola l'assessore Turchetto, prego. Sì, intanto buonasera a tutti. No, semmai era voglio dire, la previsione non coerente prima, la previsione di posizionare la sede della protezione civile in quella zona, perché c'era un piano di protezione civile che prevedeva altre aree per essere utilizzate a quello scopo e a quella funzione. Quindi il ragionamento deve essere contrario, cioè bisogna trovare un'area che sia coerente col piano di protezione civile e non viceversa, non adeguare, forzare un piano di protezione civile che è stato studiato dai tecnici, che è stato studiato dagli esperti e individuato in quelle modalità. Cioè non si può forzare un piano di protezione civile ad altre esigenze, bisogna cercare all'interno del piano di protezione civile una sede che sia coerente col piano stesso. Questo è il modo di procedere corretto ed è quello che stiamo facendo, come ha detto prima il sindaco, insomma. Grazie. Consigliere? Treni proprio per la questione logistica, non è una questione. Noi cambiamo il piano e loro si adeguano. Può darsi anche sì, ma può darsi anche ma dall'altra parte il ragionamento è identico, cioè dal punto di vista della logistica siamo sempre nei pressi della stazione dei treni e in più siamo anche nei pressi di un'area prevista dal nostro piano per la protezione civile e in coerenza anche con i percorsi previsti dal nostro piano, perché ci sono anche i percorsi, non solo le aree. Quindi è un'area che si presta per avere delle caratteristiche migliori da questo punto di vista. Quindi noi cerchiamo di migliorare, non di peggiorare. Non vedo il problema, anzi vedo con estremo favore, insomma, il fatto che si cerchi di migliorare, cioè di andare incontro a quelle che sono le esigenze tecniche che sono emerse. Mi sembra chiara la risposta. La parola al consigliere De Bastiani. Sì, grazie. È evidente che il piano, per essere efficace, deve essere conosciuto da tutti i cittadini di Vittorio Veneto, ovviamente. L'ottimale sarebbe che ogni cittadino fosse a conoscenza delle modalità e dei luoghi di ammassamento.
E io ho l'impressione, potrei anche sbagliarmi, però ho l'impressione invece che la maggior parte dei cittadini non siano a conoscenza né dei luoghi, né delle modalità, né delle operazioni che dovrebbero svolgere in caso di, speriamo di no, di eventi necessari. Mi sembra che era stato fatto, quando è stato fatto per la prima volta il piano, forse era stato stampato un dépliant distribuito a suo tempo, però insomma siccome sappiamo che la pubblicità per essere efficace deve essere anche ripetuta, io credo che bisognerà analizzare appunto questo aspetto e procedere con le operazioni di massima divulgazione, adesso non so, attraverso tutti i mezzi, le situazioni, probabilmente anche attraverso le scuole, per far conoscere a tutti e soprattutto nel tempo ricordare alla popolazione modalità, luoghi appunto soprattutto i luoghi che a mio avviso, ripeto, come dicevo prima, la gran parte dei cittadini non conoscono. Posso rispondere? Sì. In merito a questa osservazione qua ci stiamo già attivando anche come uffici di protezione civile per dare via a una serie di incontri che stiamo valutando eventualmente anche di fare quartiere per quartiere per esporre il piano, quindi magari concentrandosi nello specifico quartiere per illustrare appunto quelle che sono le aree di attesa eccetera, e quindi illustrare ai cittadini il nuovo piano, comunque l'aggiornamento del piano, perché la cosa principale ovviamente perché un piano abbia effetto è che la gente lo conosca. Quindi uno strumento sicuramente valido è quello che hanno fatto vedere questa sera, che è la possibilità di avere un portale web comunque dove chi è in grado di accedere a un computer e a internet può già vedere rispetto a dove abita quali sono le zone di suo interesse. Sicuramente abbiamo in previsione di fare questa serie di incontri per i quartieri, che è la cosa anche più intelligente da fare, e anche una serie di incontri da organizzare, adesso stiamo valutando, nelle scuole, anche per il discorso di prevenzione che è fondamentale alla base della protezione civile, e perché soprattutto attraverso gli studenti si riesce a fare anche cultura nei confronti delle famiglie, dei genitori, e quindi apportare maggiore conoscenza nella popolazione di quello che è il piano, ma anche di quelle che sono le procedure e le buone pratiche che bisogna tenere nel caso appunto si verifichino eventi catastrofici, in primis un terremoto ma non solo. Quindi sicuramente c'è questa intenzione da parte dell'amministrazione di programmare, e sarà nostra cura appunto adesso che abbiamo comunque una base buona di partenza che è il nuovo aggiornamento, di approfondire tutte queste tematiche. Si è prenotato il consigliere Carnelos, prego. Dunque, la tecnicalità del piano è ovvio che comporta una compromissione, come si può dire, di fattori opinabili e di discussione nell'ambito consiliare. Certo è che, come diceva il presentatore del piano, purtroppo come tutti i piani mostrano la loro validità e la loro efficacia quando sono posti in opera. E qui direi, speriamo che il piano rimanga solo ed esclusivamente un piano sulla carta che abbia determinato, come si può dire, una serata fra consiglieri per l'approvazione, abbia considerato un bel pacco di carte depositate nei luoghi deputati a questo compito e che mai i vittoriesi abbiano bisogno di conoscere sulla loro carne, sul concreto, cosa prevede quel piano. E sotto questo aspetto, quindi, purtroppo sappiamo anche che la natura talvolta è imprevedibile, proprio perché quasi mai si riesce a prevedere quello che la natura nella sua libertà poi di fatto concretizza. Tanto per non rimanere solo nelle parole, mi viene in mente gli eventi recenti in Versilia in cui il governatore Rossi ha detto mai ci saremmo immaginati che un tifone come Katrina
capitasse del Tirreno e in Italia. E invece poi è capitato. Noi talvolta ci focalizziamo esclusivamente sull'aspetto tellurico, perché proprio effettivamente per tradizione ovviamente noi siamo in territorio sismico, invece chissà cosa ci riserva la natura. Detto questo, mi pare anche, e sotto questo profilo credo sia stato un atteggiamento gentile dell'amministrazione, quello di non stravolgere quelle che erano state le predisposizioni precedenti. Evidentemente si parla dal 2004 come primo intervento, come primo piano in pratica, quindi sotto questo profilo credo che l'opposizione non possa che prendere atto, come si può dire, di una volontà non certo demolitoria da parte di nuovi abitanti della maggioranza di questo palazzo municipale, e credo anche sia un segno di quello che è l'atteggiamento e il comportamento di questa amministrazione e di questa maggioranza. E quindi sotto questo profilo, così visto e considerato l'intervento del consigliere Fasan, che sotto il profilo politico non è certo una mammoletta, prendiamo atto che nell'ultimo miglio ha evidenziato come si potrebbe pensare anche ad ulteriori future localizzazioni. Prendiamo atto e con spirito collaborativo, visto e considerato che gli aggiornamenti probabilmente saranno necessari ancora, proprio perché sia purtroppo, da un lato purtroppo, perché come avrete avuto modo di conoscere, molto spesso sopravvengono nuove normative che ti vanno a fare carta straccia o quasi di tutto quello che avevamo fatto prima. È vero, a dire la verità, qualche volta mi dà l'impressione che tale legislazione abbia qualche manina in professionisti e in qualche modo si possa mandare avanti l'economia e gli studi professionali attraverso normative nuove in modo tale da, come si può dire, implementare ulteriori incarichi. Ma detto questo, così per vivacizzare un po' una discussione che altrimenti sarebbe esclusivamente tecnica, direi che il piano, dovendo sotto questo profilo il politico e i politici fidarsi dei tecnici, mi pare che, e quindi sperando che i tecnici abbiano fatto un ottimo lavoro, credo che non possa esservi che qualcuno diceva prima, presa d'atto o votazione. È indubbio che quando, al di là della parola, al di là del singolo sostantivo, quello che conta è la sostanza. È indubbio che se viene in consiglio comunale non è una presa d'atto, ma è una approvazione, tanto più che comporta, fra l'altro lo diceva prima l'assessore, e sotto questo profilo, così lasciatemi in cauda un po' di veleno, nella coda un po' di veleno, il fatto che per un certo tempo ci sono stati anche i nomi nel piano e non ce ne siamo mai accorti, e nessun tecnico se ne sia accorto, ma ce ne siamo accorti dopo all'ultimo miglio, anche in questo caso, la dice lunga sul fatto che talvolta anche i tecnici sbagliano. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. La parola al consigliere Botteon per il secondo intervento, prego. Sì, dichiarazione di voto direttamente, quindi dichiarazione di voto favorevole da parte del Partito Democratico.
Sicuramente siamo convinti che il ripristino dei consigli di quartiere che sono previsti per quest'anno 2015 potrà essere d'aiuto per la diffusione di questo importantissimo piano a tutta la cittadinanza. Consigliere Saracino, prego. Sì, buonasera, dichiarazione di voto anche del gruppo Partecipare Vittorio, che vede in questo progetto che è soltanto una partenza, un punto di partenza, e quindi senz'altro siamo a votare favorevolmente, perché come è stato detto più volte è soltanto un progetto che può essere solo che migliorato nel tempo. Grazie. Consigliere Fasan. Allora, il voto una precisazione con carne l'os, l'evangelico carne l'os che ogni volta ci stupisce con le sue affermazioni. Non ho voluto affondare la lama nelle mie osservazioni di tipo urbanistico e quant'altro, perché tu mi hai dato una speranza che un futuro, no, anche voi non siate delle mammolette, hai detto? Vabbè, comunque il voto del gruppo Lega sarà sicuramente contrario, perché con questo piano noi corriamo il rischio di perdere finanziamento regionale ecco, il tempo ci darà ragione o torto. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Carnelò si è prenotato? No. Ah, dai. No, Carnelò, brevissima. 30 secondi, 20 secondi, No, 10 secondi. Prego. Allora, Fasan, è indubbio una cosa, che se la delibera c'è ed è stata fatta quando anche allora la destinazione specifica non c'era, è evidente che se nella delegata ipotesi, io spero non avvenga, si perde il finanziamento, evidentemente qui si tratterà di una manina politica, e dicendo a Darè che se si è parlato con l'assessore è indubbio, ma come Darè sa, quando le amministrazioni di qualsiasi tipo sono agli sgoccioli del mandato, circola negli uffici, sia quelli comunali, provinciali, regionali, quando sono alla scadenza, un PA prossima amministrazione. Evidentemente la regione... Sì, appunto. Certo. No. Ma sta scherzando? Ma cosa? Io direi, si tratta di inserire questo per non perdere il finanziamento. Ma se ce l'hanno dato che quando non c'era, non era inserito? Come non è inserito? È inserito per fare la ristrutturazione della stazione. Sì. Per quello ci hanno dato i soldi, non ce li hanno dati perché siamo belli con gli occhi. E uguale rimane. Non rimane perché non è inserito in questo piano, non ha ancora capito. Scusi consigliere Darè, guardi che allora consigliere Darè, primo si prenoti, lei non viene neanche registrato, secondo il dibattito prevede anche delle regole, Allora, quando lei parlava non è inserito come non era inserito nel piano precedente. Qui si tratta di individuare posso finire cortesemente, si tratta di inserire delle aree e noi abbiamo esattamente confermato in questo caso le aree che il piano precedentemente da voi aggiornato, 2011, lei era sindaco e il consigliere attuale Fasan era assessore, avete portato in questo consiglio comunale. Siccome la Regione ha ritenuto che fosse coerente con quel piano il finanziamento, a maggior ragione ritengo che riterrà coerente una collocazione che è sì, effettivamente si cala in maniera coerente col piano che voi avete aggiornato e che noi confermiamo. Allora, non ci sono più dichiarazioni di voto e interventi, però scusate un attimo, io vi invito a essere anche più rigorosi nell'accettazione delle regole. Ci prenotiamo, consigliere Darè, lei aveva a disposizione forse anche il secondo intervento,
No, aveva già fatto il secondo brevissimo intervento, però ma se lo fate nell'ambito delle regole siamo tutti più contenti. Allora a questo punto metto in voto la delibera, però anche per chiarire nei confronti del consigliere Fasan, leggo brevemente, diamo per acquisite le premesse, delibera di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto, di approvare gli aggiornamenti apportati al piano comunale di protezione civile, quindi è un'approvazione e quindi contenente relazione tecnica, elenco procedure, tavole, dati in formato digitale, di trasmettere il succitato piano comunale di protezione civile alla Regione Veneto, alla provincia di Treviso e all'ufficio territoriale Prefettura di Treviso, di pubblicare sul sito web del Comune un estratto del piano comunale di protezione civile per darne corretta e puntuale informazione alla cittadinanza. Quindi metto in votazione l'approvazione, la delibera specificamente, favorevoli, contrari? 4 contrari, astenuti, 1 astenuto. Quindi 12 più 4 più 1. Giusto? Allora, la delibera, il Consiglio Comunale approva, 12 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. E metto in votazione allo stesso modo la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio Comunale approva, 12 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Passiamo, prego, ringrazio il dottor Cesare Daros e il dottor Fabrone per la consulenza tecnica. Grazie. Come concordato passiamo al punto 9 e poi successivo punto 10, piano di informatizzazioni delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese. Convenzione tra il Consorzio BIM Piave di Treviso e il Comune di Vittorio Veneto. Approvazione. Do la parola all'assessore Mognol per una breve illustrazione, poi saluto intanto prego Mognol, a lei la parola. Niente, qui si va a votare, come si legge appunto nel testo della delibera, la convenzione tra il Consorzio BIM Piave di Treviso e il Comune di Vittorio Veneto, nell'ambito di quello che è definito all'inizio il piano di informatizzazione delle procedure, ovvero sia la nuova normativa prevede che tutti i comuni di fatto debbano implementare degli strumenti informatici per permettere ai cittadini e agevolare anzi i cittadini nell'accesso, nella presentazione, anzi dice la legge, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per permettere la compilazione online con procedure guidate e accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Questo è un estratto della legge, ovvero sia la nuova normativa invita i comuni ad adeguarsi e praticamente implementare tutte quelle procedure, quegli strumenti informatici per agevolare l'accesso da parte dei cittadini alla presentazione appunto di tutte quelle pratiche, dalle istanze, dichiarazioni eccetera, che magari normalmente oggi fanno fisicamente in via cartacea. Quindi cosa si va a votare questa sera? Di fatto è stata fatta questa scelta di aderire a quella che è la proposta del Consorzio BIM, ovvero sia di un software, parliamo nello specifico di un portale che si chiama Unipass, come avete letto all'interno della delibera, che è uno strumento informatico fondamentalmente, un portale che permetterà ai cittadini, agevolerà ai cittadini appunto all'interno di quelle che sono le pratiche e la presentazione di istanze nei confronti del comune, ovvero sia se prima, la faccio molto semplice, un cittadino si doveva presentare fisicamente allo sportello, ad esempio dello sportello delle attività produttive piuttosto che allo sportello dell'edilizia, fisicamente a presentare le carte, l'inizio di attività eccetera, con questo strumento potrà farlo comodamente seduto da casa. Questo diciamo è un po' quello, con il suo computer, quello che diciamo anche la normativa spinge a fare i comuni. Abbiamo individuato come appunto amministrazione la proposta del Consorzio BIM come una proposta valida,
a cui hanno aderito ormai, se parliamo dei comuni del comprensorio vittoriese, praticamente quasi tutti i comuni. Vi faccio anche un elenco dei comuni che hanno già aderito. Questo era anche un argomento che era nato dalla commissione dell'altra sera. Una delle questioni era sapere quali comuni hanno già aderito, sono già entrati in questo circuito per poter implementare questo strumento. Dei comuni limitrofi comunque del comprensorio del Vittoriese abbiamo già che hanno approvato quello che noi andremo a provare questa sera: il comune di Cappella, di Sarmede, Fregona, Tarzo, Cesone di Valmarino e Colle Umberto. Questo mese qua anche il comune di Cordignano doveva fare l'approvazione dello stesso strumento, e dentro l'anno anche il comune di Revine Lago, quindi ci sono già degli accordi anche con il comune di Revine. Al momento so che l'unico comune del comprensorio, mi pare sia Follina, non ha ancora preso una decisione chiara in merito. Nel complesso dei comuni del Trevigiano la maggior parte dei più grossi comuni hanno aderito, parliamo in totale di almeno una cinquantina di comuni al momento. Questo è uno strumento, se ne sanno sicuramente molti altri, come era nato dalla discussione in commissione, perché tutte le software house o comunque tutte le aziende che operano nel settore sicuramente hanno prodotti propri che andranno a proporre alle amministrazioni, come pure la Regione sta cercando di implementare uno strumento in questo senso. Però la valutazione che è stata fatta anche insieme ai tecnici nostri comunali del CED è stata quella di puntare su questo prodotto, anche perché si avvale dell'esperienza pluriennale, parliamo più di 20 anni di esperienza, del centro studi amministrativo, che di fatto, grazie alla creazione di gruppi di lavoro in cui hanno partecipato tecnici responsabili di vari comuni, quindi persone che ogni giorno hanno a che fare con questa tipologia di pratiche, comunque con il rapporto con il cittadino, hanno permesso di implementare già in questo strumento che è Unipass, e vedremo nel punto successivo all'ordine del giorno, una serie di procedure preimpostate per il discorso legato al SUAP, quindi lo sportello unico attività produttive, e per il SUEP, lo sportello unico dell'edilizia. Quindi abbiamo già uno strumento fondamentalmente pronto per essere implementato e per essere utilizzato. Strumento molto flessibile che comunque è possibile, poi ogni comune può personalizzarlo secondo magari specifiche esigenze proprie poi degli uffici comunali. Quindi è stata fatta anche una valutazione di tipo tecnico in questo senso, oltre al fatto che c'è rispetto a quello che è l'attuale procedura in essere anche un risparmio economico, che dalla convenzione che potete trovare allegata, immagino, alla delibera, vedrete che il costo annuo di questo prodotto si è girato attorno ai 300 euro più all'anno, quindi avremo anche comunque un risparmio economico. È chiaro che è stata fatta questa scelta in questo periodo perché la normativa lo impone, quindi bisognava anche fare una scelta, e quindi l'amministrazione si è mossa in questo senso, constatando che attualmente, secondo quello che è stato un po' il parere dei tecnici, questo è un prodotto che riteniamo possa servire proprio allo scopo in maniera adeguata. Cos'altro dire? Io mi fermerei qui, che è un po' quello che abbiamo illustrato, penso poi abbiate avuto modo di parlare ogni gruppo con il proprio rappresentante in commissione. Se poi ci saranno domande avremo qui anche i tecnici che illustreranno anche il punto successivo, che sono strettamente correlati, ovvero sia faranno vedere, credo, delle slide proprio del prodotto e di come funziona Unipass. Grazie. Grazie. Intanto saluto, abbiamo qui presenti il signor Fregonese, che è presidente del BIM Piave, il dottor Marco Cescon, che è uno dei tecnici del piano, dipendente comunale e operatore del settore, e poi abbiamo anche il dottor Loris De Marchi, direttore del centro studi Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che saluto. E i due tecnici, Fregonese e Cescon, sono qui anche per i dettagli tecnici che verranno sicuramente sollevati. C'è da parte loro una illustrazione, prego. Se date una mano a selezionare il pulsante verde nella parte bassa, eccolo qua, prego. Bene, grazie, buonasera a tutti. Chiedo scusa, il dottor Cescon. Sì, scusate. Mi presento, appunto, sono Marco Cescon, in questo momento funzionario del BIM Piave da qualche settimana, fino a qualche settimana fa dipendente funzionario responsabile d'area del comune di Vedelago, e sono qui in rappresentanza di tutta una serie di colleghi, appunto, che gravitano da anni nell'Associazione Comuni Marca Trevigiana e che hanno alimentato nel corso del tempo attività formative di coordinamento tra tutti i comuni della Marca Trevigiana. Quello che è in approvazione questa sera
è un qualcosa di particolare, di eccezionale, secondo me, secondo noi, perché probabilmente solo nel Trevigiano può avere, come si può dire, concretizzazione, essendo per la prima volta un'esperienza che allinea un po' tutte le pubbliche amministrazioni del Trevigiano in virtù di una rete che abbiamo ormai in essere realmente da una ventina d'anni, quindi stiamo parlando di USL, di Vigili del Fuoco, della provincia con tutti i suoi settori, soprattutto di tutti i comuni. Ora voi sapete che negli ultimi anni, diciamo da un 4-5 anni in qua, si sta prospettando un cambio epocale nella pubblica amministrazione. Già le imprese, ma abbiamo visto dal decreto 90 approvato negli ultimi mesi, anche i cittadini, saranno portati a breve, diciamo nel giro di un paio d'anni, a relazionarsi con la pubblica amministrazione esclusivamente con modalità telematiche. Ora voi capite che se pensiamo ai comuni, se pensiamo agli enti terzi, se ognuno di questi dovesse creare un canale di dialogo con i cittadini e le imprese a sé stante, altro che ordine, questa logica della telematica che gira attorno alla definizione generica di sportelli unici, di sportello unico, alla fine vedrebbe 1000 sportelli unici di fronte al quale, credetemi, i professionisti da un lato, ma anche l'utenza si perderebbero. Ora, a parte il fatto che storicamente nel Trevigiano avevamo creato una rete per quanto riguarda la gestione della modulistica, quindi lo strumento che veniva dato che viene dato in tutti gli sportelli dei comuni e degli enti, tale da avere già uniformato in tanti ambiti le regole del gioco. Ci siamo resi conto come gruppi di lavoro appunto che serviva necessariamente la creazione di uno strumento che creasse la stessa rete che facevamo a parole fino a qualche tempo fa con gli enti terzi e quindi sotto il profilo telematico. Fermo restando che ognuno ha delle proprie normative di settore a monte, quello che abbiamo creato è un meccanismo che consente al cittadino e all'impresa in particolare di sapere fin dall'inizio regole chiare su ogni tipo di pratica, ogni singolo tipo di pratica che ogni singolo ufficio di ogni ente ha in essere come proprie procedure che quindi va a istruire. Fermo restando che il cittadino e l'impresa che accede al nostro sistema, selezionato il comune, entra realmente nella realtà di quel comune per come sono i settaggi voluti dai singoli uffici e quelle che sono le regole del gioco per far bene ogni singola pratica. Questo per dire che se a monte le regole del gioco sono chiare, anche i tempi con i quali la pubblica amministrazione poi va a istruire e a relazionarsi, perché si instaura anche questo meccanismo con l'utenza, sicuramente portano a un'ottimizzazione del nostro modo di lavorare. Non mi soffermo più di tanto sulle specifiche tecniche, ma credeteci che l'abbiamo costruito su misura nostra ed è soddisfazione, credeteci, andare a dire che non è un prodotto di una software house, ma è un prodotto nostro, è un prodotto della pubblica amministrazione che ha trovato nel centro studi le professionalità per i contenuti, ha trovato nel BIM il soggetto pubblico che poteva relazionarsi in virtù di una convenzione articolo 30 TUEL con tutti i comuni, cosa che il centro studi e l'associazione comuni avendo natura privata non avrebbe potuto fare, e siamo finalmente riusciti appunto a concretizzare un qualcosa che per 2 anni è stato lavoro sommerso, perché ha voluto dire relazionarsi con tutti gli enti terzi. Credeteci che stiamo parlando di centinaia di tipologie di pratiche che sono state censite nei tempi e negli allegati che obbligatori e facoltativi li riguardano. Abbiamo messo in piedi questo strumento che nel momento in cui è attivo ha il ruolo semplicemente di fare strato di interoperabilità appunto tra le pubbliche amministrazioni. Questo per precisare cosa? Che quando le pratiche sono arrivate automaticamente ai soggetti destinatari, e questo ci è possibile proprio in virtù delle conoscenze dei soggetti che ci hanno lavorato, da quel momento in poi ogni ufficio non cambia modo di lavorare, continua a lavorare con i propri gestionali d'ufficio. Anche qui, per ovvi motivi, dietro non c'è una software house, dovevamo creare un qualcosina che una software house non può assolutamente duplicare. Il dialogo, tra le pubbliche amministrazioni, nessuna software house potrà mai realizzarlo e venderlo. Noi invece
da pubblica amministrazione, siamo riusciti a tessere questo tipo di rete. Dopodiché appunto ogni ufficio, ogni ente lavorerà con il proprio gestionale, qualunque esso sia, perché il nostro strumento, come si può dire, parla una lingua che la direzione sistemi informativi della regione ci ha legittimato, nel senso di dire che è coerente con le norme tecniche di trasmissione delle pratiche telematiche. Quindi anche qui abbiamo avuto una grossissima collaborazione che merita anche un ringraziamento ufficiale, perché in particolare nella struttura del dottor Wabersic abbiamo trovato veramente una collaborazione infinita, perché noi siamo tecnici comunali e non siamo CED. Dopodiché qualsiasi altro strumento, quello che abbiamo visto anche prima, potrebbe essere oggetto, ovvero ricettore, di tutta quella serie di informazioni che i professionisti tecnici caricano nelle pratiche e che quindi sono aperte, ripeto, a qualsiasi gestionale, anche degli enti terzi. E anche qui è la novità, perché i vigili del fuoco lavorano con una banca dati nazionale alla quale noi trasmettiamo immediatamente l'oggetto delle pratiche. La regione, le ASL, hanno la loro banca dati regionale per le registrazioni sanitarie, la provincia, i vari settori della provincia idem, noi dentro i comuni sapete benissimo ufficio edilizia piuttosto che commercio, ma piuttosto che qualsiasi altro servizio, perché, altra cosa importante, non si parla solo di SUAP e quindi di pratiche di attività produttive nella gestione telematica, si parla di tutti gli uffici. Pensate alla terza età, tanto per fare un esempio, recente, quindi gente andata in pensione da pochi mesi, che fino all'altro giorno nei loro posti di lavoro hanno lavorato con i computer, devono essere in grado, questo vuole anche a livello centrale il legislatore, di iscriversi ai soggiorni estivi da casa, senza necessariamente essere obbligato ad arrivare in comune. Ecco, questo riusciamo a farlo anche attraverso questo strumento, e come questo tantissimi altri esempi che riguardano la biblioteca, i lavori pubblici, eccetera, eccetera. Grazie dottor Cescon, molto esauriente. A questo punto io aprirei il dibattito. Senza dubbio, se vuole fare un saluto il Presidente, vediamo se... Eccolo qua, prego. Sì, grazie. Saluto la Giunta, il Sindaco, saluto tutti i consiglieri. Sono da pochi giorni Presidente del Bimpiave e tenevo ad essere qui presente questa sera a supporto delle spiegazioni tecniche, ma soprattutto per far vedere la faccia, per vedere chi siamo. Chi siamo? Sicuramente siamo anche l'eredità di chi mi ha preceduto, che è qui presente stasera, e voglio ringraziare Battista Zardetta, la Presidenza, ma il Bimpiave è un consorzio, è il consorzio di 34 comuni e quindi sono gli stessi comuni che hanno dato, come diceva prima Cescon, con 2 anni di lavoro, hanno fatto sì che si arrivasse oggi in questo momento. Quindi è un risultato positivo questo, che io ho la fortuna di ereditare e di poter portare nei consigli comunali, ma è il risultato del lavoro fatto proprio anche con supporto degli uffici dei vari comuni, e questo rapporto diretto rimarrà nel tempo, proprio perché siamo un consorzio dei comuni fondatori, per cui l'orgoglio e l'impegno di essere sempre presenti affinché questo prodotto non sia un elemento statico, ma un elemento in continua evoluzione, perché insomma anche le leggi cambiano e dobbiamo rimanere al passo e dare sempre un servizio il più possibile aggiornato e migliore agli utenti e a tutti i cittadini che rappresentiamo. Ecco perché è importante per noi arrivare ad una condivisione quanto più ampia possibile tra i comuni. Devo dire che non solo i 34 comuni soci del Consorzio Bimpiave stanno approvando, o hanno già approvato questa convenzione, ma è stata estesa a tutti i comuni della provincia di Treviso,
Ci stiamo allargando anche a una parte di comuni di provincia di Venezia, Padova, probabilmente Belluno, insomma con un lavoro incessante che tengo particolarmente a sottolineare. Quindi qui mi fermo a disposizione per ogni richiesta. Grazie, ingegner Fregonese. Apro il dibattito, do la parola ai consiglieri che vogliono intervenire. Presidente del Consorzio BIM e Sindaco di Valdobbiadene. La parola al consigliere Saracino. No, volevo fare una domanda tecnica. È un software open source o no? Chiedo scusa. Assolutamente sì, è open source, ma soprattutto tengo a sottolinearlo aperto anche a tutti gli interlocutori che vorranno essere recettori, chiaramente nell'ambito della pubblica amministrazione. Piccola soddisfazione che ci siamo tolti dopo un po', chiaramente a risultato definito e collaudato, chiamiamo così, anche la desinenza Gov sull'indirizzo del portale, quindi a tutti gli effetti anche il portale è stato ufficializzato come sito istituzionale della pubblica amministrazione, canale tematico. Quindi sì. Sottolineo un particolare: essendo nostro lo gestiamo direttamente. Serve personalizzare in qualcosa che un comune ha regolamentato in un consiglio comunale la sera prima, si fa immediatamente, modulistica aggiornata, eccetera eccetera. Ecco, in questo senso, concludo, anche la necessità di creare una struttura che BIM ha voluto fortemente, formata da dipendenti pubblici, da un paio di dipendenti pubblici per partire, che facendo una scelta di vita come il sottoscritto hanno lasciato il posto, diciamo, nei rispettivi comuni per andare a fare questa nuova esperienza a favore di tutti i colleghi, quindi in mobilità presso questa struttura. Grazie, dottor Cescon. È inevitabile che in questa fase ci sia uno scambio di informazioni tecniche tra i consiglieri e i tecnici, senza che questo venga scambiato per un dibattito. Si è prenotato il consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, buonasera. Allora, è inevitabile che la scelta di aderire o meno al consorzio BIM Piave o a qualsiasi altra azienda o consorzio che offre dei servizi è di tipo politico piuttosto che di tipo tecnico o tecnologico. Infatti non vorrei entrare nel merito dei tecnicismi, anche alla presenza di rappresentanti del BIM. Quello che io mi stavo chiedendo è che se fino a qualche consiglio comunale fa pensavo che Vittorio Veneto potesse essere un ente aggregante per quanto riguarda i servizi del mandamento intendo tutti i comuni afferenti al bacino di Vittorio Veneto, quindi potesse essere quasi un capofila e un aggregatore di servizi, in questo modo mi ritrovo che Vittorio Veneto cede parte dei servizi dei sistemi informativi ad un consorzio. Questo non è proprio quello che pensavo potesse essere. Quindi il dubbio che io mi pongo è il fatto che Vittorio Veneto ceda, diciamo così, molto all'acqua di rose un tipo di funzionalità di aggregazione che in questo momento potrebbe aver avuto per il futuro nei confronti magari degli altri comuni. Questo è l'interrogativo che io mi faccio e mi pongo. Ad esempio il comune di Conegliano, pur non facendosi il servizio in casa, quindi comprandolo da Infocamere, lo stesso però ha voluto mantenere il pallino nelle proprie mani. Quindi se un comune di Conegliano decide di tenere il pallino nelle proprie mani, allora io mi faccio delle domande. Come ho detto precedentemente, io non
che il servizio arrivi da BIM Piave, che arrivi da Infocamere, che arrivi da Insiel o questi operatori, non è che faccia una questione di tipo di religione, no? Per me uno vale l'altro. Il dubbio che mi ponevo era se Vittorio Veneto molto tranquillamente lasciasse così la palla andare e questo potesse essere anche l'inizio per altri tipi di servizi che potessero scivolare verso altri tipi di consorzi. Poi una domanda di tipo tecnico, volevo chiedere quanti clienti attuali ad oggi hanno nel portafoglio clienti il consorzio. Un altro dubbio che ho è il fatto che l'assessore Mognola ha detto che la legge impone che ci adeguiamo. Vorrei sapere se la legge dà dei limiti, dei tempi, perché prendere decisioni così affrettate, se la legge non dà dei tempi e dei limiti, magari si può pensare un attimo. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Vedo che si è prenotato il consigliere Fasan. Grazie Presidente. Allora io volevo cominciare il mio discorso dicendo io il modo di operare del BIM Piave lo conosco molto bene perché ho lavorato in Comunità Montana, abbiamo avuto 2 anni di confronto perché il sito della Comunità Montana passasse quel BIM Piave e in commissione consigliare, vedendo che il Comune di Vittorio Veneto fa accordi con il BIM Piave, la cosa mi ha stupito perché se in 2 anni di riflessione, di incontri, non so, più di 10 incontri, non so, sono diventato anche amico del sindaco Zardet, furia di incontrarci, che è qui presente. E non siamo riusciti a passare il BIM, passare il sito in BIM. Una ragione ci dovrà pure essere, no, è difficile rapportarsi con il BIM. Almeno parlo sempre della Comunità Montana, fatti gli accordi, la volta dopo c'era sempre qualcosa che non andava. E la cosa mi ha incuriosito perché o eravamo troppo rigidi noi oppure questa amministrazione in 6 mesi ha fatto un accordo e potrebbe essere che sia stata troppo molle. Allora mi sono scritto 2 righe per essere più preciso nelle osservazioni che ho fatto. Intanto mi permetto di chiedere quanti dei consiglieri comunali hanno letto copie del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive di cui è il decreto regionale 7 dicembre 2010. Sono 21 pagine, in 21 pagine si può dire tutto e anche il contrario di tutto, però quello che mi preoccupa è che mancano delle cose su 21 pagine e poi si vedrà. Tale regolamento presenta a mio avviso alcune lacune dal punto di vista dell'organizzazione del servizio che potrebbero renderlo non pienamente efficace. In particolare, al momento della trasmissione della pratica con modalità telematica da parte dell'impresa, nell'articolo 6 parliamo, non ci sono indicazioni riguardo logiche atte al fine di indicare in automatico l'importo degli eventuali oneri. E questa è una lacuna. Tali indicazioni consentirebbero all'interessato la liquidazione diretta verso le singole autorità competenti degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione. Aspetto perché dovranno darmi risposta i signori Cescon e Fregonese. Dico che se l'incontro con la Comunità Montana con Cescon e Fregonese sicuramente sarebbe stata una cosa, con la loro persuasività suadente, forse ce l'avremmo fatta quella volta. In tal caso le operazioni di trasferimento degli importi sarebbero assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico. Le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento potrebbero essere legate in modalità informatica all'istanza e alla segnalazione, nonché depositata sulle singole scrivanie di competenza, e sarebbero notificate all'interessato contestualmente la ricevuta di avvenuto deposito, precisata al punto 6 del presente articolo.
È una scrittura un po' tecnica che però i tecnici capiranno benissimo. Sempre nello stesso articolo non si fa alcun riferimento alla protocollazione della pratica trasmessa dall'impresa, né tantomeno ad una comunicazione dell'avvenuta protocollazione da parte del comune all'impresa. Nel regolamento si parla di protocollazione della pratica all'articolo 7, quando la pratica è già presente sulla scrivania del sistema e quindi già in seconda fase della procedura, con il rischio che alcuni uffici accedono a una pratica non ancora protocollata. Manca inoltre qualsiasi riferimento alla comunicazione effettuata protocollazione all'impresa. Al contrario, sarebbe necessario implementare un'interazione diretta con il gestionale di protocollazione del comune, secondo le logiche dell'interoperabilità dei sistemi informatici. Nello specifico, il sistema, dopo verifica di completezza formale della pratica e prima di depositare la stessa sulle varie scrivanie, dovrebbe attivare la trasmissione telematica degli estremi della risposta sempre per via telematica, fattibilmente in tempo reale, possibilmente. Gli estremi dell'avvenuta protocollazione che diventerebbe ulteriore e fondamentale informazione per le successive fasi di trasmissione e deposito sulle varie scrivanie telematiche. La ricevuta di deposito, di cui si parla al punto 6, sempre dell'articolo 6 del regolamento, dovrebbe quindi contenere obbligatoriamente gli estremi della protocollazione. Nella Convenzione si parla genericamente al punto G delle premesse di integrazione con l'archivio e di protocollo comunale, con apertura all'integrazione verso le applicazioni gestionali presenti negli enti, ma nel regolamento non se ne parla. Nella Convenzione non vi è chiarezza riguardo le spese di funzionamento a carico dell'ente. Altra lacuna. Si parla di una quota fissa di 300 euro l'anno esente IVA e di una quota variabile in relazione alle pratiche trasmesse che sarà fissata dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno successivo sulla base di dati a consuntivo nelle pratiche trasmesse l'anno precedente e delle previsioni di ingresso nei servizi di ulteriori comuni. Il servizio quindi, oltre ad essere tutt'altro che gratuito, ha dei costi non preventivabili ed è tutto aleatorio. Nella Convenzione si può notare come il marchio di software Unipass sia un marchio registrato, ma non è specificato chi ne sia proprietario. Da delibera del Consiglio direttivo del BIM consultabile in internet si vede che la ditta è la Sysnet, alla quale il BIM per l'anno 2015 pagherà 38.400 euro per contratto di assistenza, manutenzione e adeguamento software, delibera 22/12/2014. Verranno inoltre pagati al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana euro 30.000 per la gestione a regime, delibera 42 del 22/12/2014. Andrebbe inoltre considerato che esiste un progetto SWAP della Regione Veneto che mette a disposizione dei comuni aderenti una serie di servizi e software gratuiti, costantemente aggiornati, fornendoli attivo supporto e formazione. Inoltre al punto 3, e sto finendo, Presidente, si dichiara l'obbligo per accedere al SWAP di utilizzare esclusivamente l'apposita modulistica messa a disposizione nel portale su indicato. Chiedo se il progetto Unipass sostituirà integralmente in breve l'odierna forma cartacea o se vi sarà una fase intermedia in cui coloro che dovranno interloquire con le attività produttive o altro recapito comunale o dovranno adeguarsi e pagare un tecnico che faccia le domande in forma telematica. Chiedo se l'amministrazione metterà a disposizione un addetto per aiutare coloro che non fossero in grado di usare la forma telematica o se saranno organizzati dei corsi formativi per cittadini e associazioni. Poi nel secondo intervento parlerò anche della fase politica di questo. Grazie consigliere Fasan, lei è stato nei tempi per cui ho seguito la sua esposizione, non ho azionato il campanello perché è rimasto nel tempo dei 7 minuti. Grazie. Siccome ci sono dettagli tecnici, richieste tecniche, forse riterrei opportuno, a meno che non vogliamo prima fare un giro e rispondere alla fine. Allora facciamo così, la parola al consigliere Botteon, poi magari dottor Cescon se vuole segnarsi e così poi. Consigliere Botteon, prego. Grazie, chiedo scusa per le spalle agli ospiti. Allora, parlo da
da informatico, perché insegno informatica e sono informatico, e sono assolutamente convinto che la chiave per la standardizzazione e la semplificazione di alcuni servizi stia nell'informatica, e perciò assolutamente accolgo questo passo con entusiasmo. Sicuramente per avere un buon prodotto informatico sono necessarie due aspetti, due capacità, quindi da una parte ci vogliono le persone che abbiano piena competenza, quindi in questo caso nel settore dello sportello unico attività produttive e dell'edilizia, dall'altra parte però ci vuole anche un qualche informatico, quindi con le capacità quindi di analista, di capo progetto e di programmatore, che sappia poi trasformare quindi queste esigenze, capirle e portarle in un prodotto informatico. E quindi la mia richiesta era quella di sapere chi sono quindi questi soggetti che hanno concretizzato quindi con il sorgere di Unipass questa volontà e questa esigenza appunto informatica. Ho già avuto quindi dall'intervento del consigliere Fasan credo una risposta, però sarebbe per motivi anche di trasparenza, credo che sia il caso di precisare quindi questa informazione. Dal punto di vista politico, sul ruolo di Vittorio Veneto quindi segnalato dal consigliere Sant'Antonio, penso che quando sia stata fatta l'elenco dei comuni anche del Vittoriese che hanno già aderito a questo progetto, quindi Capellamaggiore, Fregona, Sarmede, Collomberto, io penso che non usufruire di questo servizio informatico avrebbe voluto dire per certo di perdere il ruolo di aggregatore. Penso che sia assolutamente necessario per il Comune di Vittorio Veneto andare a seguire, quindi prendere il studio fatto da professionisti del centro studi Marca Trevigiana e quindi del BIM Piave, altrimenti ci saranno trovati con tutti i comuni in termini che usufruiscono del sistema informatico, noi con un altro diverso, e quindi penso che sia un passo dovuto. Grazie. Grazie consigliere Botteon. La parola al consigliere Dus, prego. Sì, buonasera. Innanzitutto mi premeva dare il benvenuto al neoconsigliere Matteo Saracino e augurargli anche un buon lavoro. Per quanto riguarda invece il punto all'ordine del giorno, in primo luogo una risposta a Sant'Antonio, al quale mi sento di ricordare che il Comune di Vittorio Veneto, in questo caso la Giunta, ha già dato prova di aver capacità aggregante, e ciò è avvenuto con l'operazione IAT, che è di poco tempo fa. Inoltre credo che si sbagli nel dire che il Comune non abbia appunto questa capacità aggregante, perché qui si tratta di un conferimento di un mero servizio tecnico, che non significa perdere personalità territoriale. A Fasan invece mi sento di rispondere che con il SUAP ci sono delle persone che ci lavorano quotidianamente e quotidianamente si confrontano con me sottoscritto, e se chiede anche a molti delle migliaia di professionisti che ci lavorano, vedrà che le risposte che qualche liso funzionario le ha preparato troveranno riscontro, e sarà un riscontro certamente positivo. Per cui ringrazio la Giunta per il lavoro e anche i professionisti. Grazie. Grazie consigliere Dus. La parola, no, un attimo solo, perché c'è ancora il consigliere Costa. Prego. Sì, grazie. Volevo solamente fare due osservazioni, due considerazioni. Cioè, la prima è in ordine alla costosità di questa convenzione, perché non lasciamoci prendere dalle 300 euro anno di ticket che non dicono molto, come anche un significato può avere la quota variabile in relazione al numero delle pratiche trasmesse, e quindi questo, per un criterio di proporzionalità, è giusto che sia scritto. La cosa che mi preoccupa in queste convenzioni, e queste convenzioni sono quelle frasi un po' lasciate un po' aperte, eccessivamente aperte, nel senso che se noi leggiamo
il comma 4 dell'articolo 8, le spese per eventuali servizi o attività aggiuntive richieste specificatamente dai comuni saranno quantificate a parte in base a puntuali accordi attuativi. Ora questo è un po' un cuneo che si inserisce in quasi tutte le convenzioni, per cui è ben difficile determinare quello che può essere la costosità finale, cioè io vado a chiedere faccio delle ipotesi, delle personalizzazioni e questo dopo mi trovo che mi arrivano di quelle pendole di fatture che magari va bene che vanno concordate prima, senz'altro. Quando vedo puntuali accordi attuativi non è che si intenda dire troviamo un'intesa così puntuale, cioè andremo a definire costi in maniera ben precisa e questo è difficile oggi, predeterminarli, prefigurarli. La seconda cosa, che invece è quella che mi preoccupa di più, è quella di valutare, di poter sapere qual è la ricaduta sulla struttura amministrativa del comune, la ricaduta sulla struttura amministrativa del comune a seguito a questa convenzione. Cioè ne conseguirà una diminuzione, un eventuale risparmio di personale, non nel senso di licenziare personale, ma di adibirlo ad altri compiti, no? Dove magari ci sono delle carenze. Ecco, la mia preoccupazione è che, oppure avremo i tempi di attesa, saranno rispettati i soliti 30 o 60 o 90, tutto quello che abbiamo scritto rigorosamente, fedelmente nei nostri regolamenti, che rispetteremo quei termini, e dopo, se andiamo a vedere, apriti un cielo, ecco, rispetteremo almeno, ecco, io vorrei sentire, penso, sì da lei, ma forse anche dal segretario, quella che può essere in ipotesi il beneficio che la struttura complessiva del comune potrà conseguire, e quindi a beneficio dei cittadini, dell'utenza. Grazie. Grazie consigliere Costa. Prego, dottor Cescon, prego. Bene, spero di avermi annotato un po' tutto. Allora, in ordine sparso. Il lavoro svolto non vuole in nessuna maniera andare a condizionare le territorialità, le entità esistenti sui territori, meno che meno la volontà di fare attività associative tra gli enti, semplicemente va a gestire in maniera uniforme il modo di movimentare le pratiche telematiche, però abbiamo pensato e realizzato la cosa in maniera tale da soddisfare come diretto destinatario il singolo comune come il singolo ente terzo, ma anche eventualmente le forme associate di comuni laddove esistenti, le federazioni eccetera eccetera, quindi il prodotto si personalizza alla realtà esistente. Costi sulle pratiche. Allora, non è stato scritto nulla nel regolamento da noi tecnici, perché il prevedere costi sulle pratiche è una scelta che fa l'amministrazione, laddove deve anche rientrare magari di spese sostenute per quel determinato servizio. È stata un qualcosa di voluto, ma essendo uno strumento regolamentare messo a disposizione di ogni amministrazione, ciò non toglie che partito il progetto nel corso dei mesi possa essere anche prevista questo tipo di regolamentazione, però ripeto, volutamente non siamo entrati nel merito perché, se posso dire la mia, personalmente finché un'amministrazione può deve mantenere la gratuità del dialogo con i cittadini, dopodiché ognuno chiaramente sotto un profilo politico, io non lo sono, fa le scelte opportune. Dopodiché ecco, è ovvio che laddove si parla di forma associata può arrivare un momento dove si devono fare, perché le norme ce lo impongono, delle scelte importanti. In questo senso
sotto un profilo proprio anche organizzativo e di sussistenza del progetto. Uno degli argomenti che andremo a discutere, tanto per fare un esempio concreto, credo fin dalla prima assemblea dei sindaci, proprio posto deputato per concordare e valutare tutte le cose, è la gestione della conservazione di tutto quanto che telematicamente verrà movimentato. È un problema che riguarda ogni singolo comune che è tenuto ad adempiere a un certo obbligo di legge. Capite che, considerato questo problema su una sfera più ampia, verosimilmente anche i costi che dovremmo obbligatoriamente prima o poi andare a sostenere potranno essere chiaramente calmierati. Questo è l'obiettivo del fare squadra. Dopodiché accordi attuativi, per come sono citati nella Convenzione, erano intesi semplicemente a lasciare aperta una strada che garantisse la possibilità ai comuni magari più in difficoltà, perché questo progetto vuole anche e soprattutto aiutare 3/4 dei comuni del Trevigiano, che hanno soggetti che si occupano di più servizi, hanno avuto sulle proprie spalle anche l'adempimento del SUAP, tanto per fare un esempio in più, realmente fanno fatica a restare aggiornati su tutto, per dire, se quell'amministrazione ha bisogno di un supporto che vada oltre quell'attività garantita dal prodotto e quindi un'assistenza attraverso la forma associata, si può andare a dare anche questo tipo di supporto, ma senza imporlo in alcun modo alle amministrazioni. È in qualche maniera un creare un'ulteriore possibilità di aiuto tra pubbliche amministrazioni. I costi della telematica, credetemi, basta parlare con i CED dei nostri comuni, sono di una incertezza clamorosa, per cui più che garantirvi che come soggetto BIM, come soggetto centro studi, credo come logica di dialogo tra tutti i comuni, cercheremo sempre di ottimizzare le spese, su questo insomma stiamo parlando da pubblica amministrazione, deve essere una prerogativa assolutamente messa davanti a tutto. Protocollo. Anche qua non c'era la necessità, o meglio, non era questo regolamento il posto giusto per andare a disciplinare le regole del protocollo, sia perché ogni comune è dotato di un proprio regolamento del protocollo, chiaramente adeguato anche sulla base dello strumento che utilizza, sia perché la normativa, le varie normative che si sono susseguite nella gestione delle pratiche telematiche hanno già dettato le regole del gioco, andando a dire che il protocollo esiste sotto un profilo di pubblica amministrazione e quindi è giusto e doveroso che tutte le pratiche passino per il protocollo, ottengano un numero, il primo giorno lavorativo utile e una data certa. Ma attenzione che non è più come una volta, non è l'assegnazione del protocollo che determina lo sviluppo del procedimento, bensì la ricevuta generata dal provider di avvenuto corretto deposito della pratica. Chiaramente il sistema che abbiamo messo in piedi garantisce questa cosa, addirittura sulla certezza della pratica formalmente presentata, quindi arrivano le pratiche per come il destinatario lo vuole. Questo per dire che in questo senso lo strumento risponde all'adempimento appunto della gestione delle pratiche telematiche. Ognuno a casa sua, quindi il soggetto recettore è tenuto in quanto pubblica amministrazione ad applicare il proprio regolamento di protocollazione interno e a fare correttamente anche questo adempimento. Però ci tenevo a sottolineare, sotto un profilo di decorrenza di termini di procedimento, di termini di controllo delle SCIA anche per gli enti terzi, è determinante il deposito avvenuto alle 2 di notte del venerdì, tanto per fare un esempio, sul provider della posta certificata. Tanto per farvi capire l'entità di questa soluzione che abbiamo messo in piedi, immaginate professionista che il venerdì notte, può succedere, presenta una SCIA che riguarda quindi una segnalazione certificata di inizio attività rivolta all'USL e che riguarda una macelleria, ok? Nella migliore delle ipotesi, la normativa vuole che passi tutto il mondo produttivo attraverso il comune. Dal venerdì notte, sempre che non ci siano ponti lunghi, si spera che qualcuno veda questa pratica, si spera perché realmente sta succedendo con i sistemi attuali di trasmissione che si vedono anche mesi dopo, che il lunedì mattina la veda, la dirotti, vuoi il protocollo ma vuoi anche il SWAP perché la giri all'USL. Attenzione, siamo al lunedì rispetto al venerdì. Se l'USL come deve fare su una SCIA, come noi
noi anche uffici comunali rispetto a una SCIA che dà immediata possibilità di azione all'esercente. Vuole fare i suoi controlli, con il nostro sistema il sabato mattina, se l'ispettore USL lavora, va a fare i suoi controlli, a prescindere che un essere umano, ripeto un essere umano, il lunedì mattina sappia di dover girare quella pratica al posto giusto. Mondo produttivo è anche tutta una serie di pratiche che riguardano la provincia, ambiti ambientali, sovrintendenze, eccetera, eccetera. Credetemi che tanti colleghi, soprattutto dei comuni più piccoli, di fronte a queste pratiche prendono paura e non sanno dove mandarle. L'automatismo dettato da regole che noi insomma con le nostre professionalità nei vari enti abbiamo consente anche di evitare questi inconvenienti, che vuol dire evitare ritardi se non responsabilità in capo a chi gestisce gli uffici, e chiaramente abbattimento di tempi, perché l'automatismo azzera i tempi morti. Dopodiché, ecco, in questo senso anche appunto il discorso delle ricevute è legato al DPR 160, che disciplina proprio la movimentazione delle pratiche telematiche in ambito attività produttive. In riferimento alla ditta che ci ha aiutato, allora, come vi dicevo prima, ormai da una quindicina d'anni movimentiamo modulistiche a livello di Associazione Comune Marca Trevigiana all'interno dei comuni di vario tipo, in particolare delle attività produttive. E ormai da una decina d'anni, quindi un po' anche antesignani, avevamo creato un sito internet proprio a favore sia dell'utenza ma anche degli uffici, dove trovare appunto questa modulistica. Questo sito internet è nato ed è stato sviluppato proprio grazie a dei ragazzi che nel frattempo hanno creato questa società, che sono fuori, ci teniamo a sottolineare anche questo, da ogni circuito di software house. Quindi non stiamo parlando delle canoniche software house che vanno a fare promozione e vendita di software nelle pubbliche amministrazioni, ma realmente di ragazzi che sono cresciuti, adesso esistono come realtà nel mondo informatico, ai quali, per fortuna dico, non hanno esperienza con la pubblica amministrazione, ai quali realmente noi abbiamo detto vogliamo questo, e loro l'hanno tradotto in codici, quindi un abito a misura nostra nel rispetto delle regole del gioco amministrative. Non è un sistema bloccante, per cui segnala le scadenze, l'approssimarsi delle scadenze sia all'utenza sia alla pubblica amministrazione, sicuramente non blocca le pratiche, però aiuta l'amministrazione al rispetto delle regole. Infine, ecco, due parole, non starebbe a me farle, ma in tutto questo il BIM si è realmente affidato alla disponibilità e alla professionalità di noi tecnici comunali e ci ha messo a disposizione la possibilità anche di entrare in gioco in prima persona. Ha finanziato la realizzazione del progetto perché ci ha creduto fin dal 2011 e chiaramente, come tutti i progetti che a livello anche di associazioni comuni sono stati fatti, ha la finalità di autoalimentarsi. Quindi il nostro obiettivo, adesso lo dico anche come impegno personale, accedendo se possibile anche a finanziamenti pubblici, è quello di dire, se non già dal primo anno, dal secondo, di limitare al massimo l'impegno richiesto al Comune in virtù dei finanziamenti raccolti laddove disponibili. Ecco. Grazie dottor Cescon, la ringrazio anche per la chiarezza dell'esposizione e anche degli esempi che ha fatto. Vedo che si è prenotato il consigliere Sant'Antonio. Sì. La parola al consigliere Sant'Antonio. Prego. Volevo chiedere la domanda che avevo fatto precedentemente, cioè quanti clienti avete e dei comuni più grossi della provincia di Treviso, tipo Treviso, Conegliano, eccetera, quali sono i vostri clienti? Delle dimensioni del comune di Vittorio, certo. Per capirci, allora, 5 comuni. Posso, in massima onestà, non mi piace il termine clienti, nel senso che non siamo commerciali, non stiamo vendendo nulla. Fin da ottobre abbiamo volutamente parlato di una proposta messa a disposizione dei comuni che liberamente possono scegliere la nostra oppure altre, non ci sono problemi. Se sono qui è perché dal 1 febbraio il Consorzio ha ritenuto, in virtù delle adesioni
che ci sono arrivate che avesse senso che partisse questa sfida, questa avventura. Numeri le posso dire tranquillamente in termini, come si può dire, di adesioni già pervenute, adesioni promesse perché si stanno susseguendo i consigli comunali, ci porteranno a fine maggio ad avere la quasi totalità della provincia di Treviso. Giustamente, come ha fatto accenno lei puntualmente, alcune realtà hanno scelto, non da adesso, una strada propria, il capoluogo Treviso è una di queste, Conegliano è stato silente, ma come abbiamo detto, insomma, è giusto che anche i comuni scelgano di essere silenti, però non per questo non dobbiamo pensare a tutti gli altri comuni. Fare rete vuol dire, in questo senso, che tutti siano convinti di fare rete. Come tutte le altre iniziative del centro studi, non è che corriamo dietro i comuni, è un'opportunità di fronte alla valutazione che prima o poi tutti i comuni dovranno fare, perché attenzione, questi comuni si sono già accreditati nell'utilizzo del prodotto di un certo tipo di soluzione che hanno già valutato, ma anche tutti gli altri comuni sono tenuti prima o dopo a fare in maniera consapevole questa scelta, sapendo che quello che hanno in uso è un qualcosa sul quale rispondono verso l'esterno in termini di costante aggiornamento, correttezza di termini, eccetera, eccetera, eccetera. E sottolineo un'altra cosa, la scelta che hanno fatto questi comuni è limitata alla gestione delle pratiche SUAP, quindi sportello unico. Quello che noi invece proponiamo come soluzione, in ottemperanza all'obbligo, all'adempimento del piano di informatizzazione, va ben oltre, perché è la modalità di gestione e movimentazione di tutte le pratiche telematiche che riguardano tutti i servizi della pubblica amministrazione. Il SUAP è uno solo di questi, forse il più complesso, ma uno solo. C'è il SUE e ci sono tutta una serie di altri servizi che comunque andranno gestiti con modalità telematica e per la quale ci impegniamo chiaramente di mantenere aggiornati i contenuti. Grazie, dottor Cescon. Naturalmente vi sarete accorti che stiamo parlando del punto 9 e del punto 10 unitamente. Si è prenotato il consigliere Carnelos, prego. Sì, ahimè colleghi, io sono un nostalgico amanuense umanista, ma mi rendo conto che il futuro è sicuramente l'informatizzazione, anche se ecco, sono guardingo sul fatto di pensare che l'informatizzazione sia come un totem uguale semplificazione. Ecco, su questo tutto sommato ho qualche perplessità. E fra l'altro, dicevo anche umanista, è vero, l'informatizzazione si dice farà più velocità, a dire la verità ci impoverirà un po' dei rapporti umani, insomma, ecco, tenete presente che la pubblica amministrazione intanto è stata apprezzata anche e per di più quando si riusciva a instaurare un rapporto con chi stava dietro lo sportello, e anzi quando l'utente, è giusto, non siamo clienti, l'utente aveva la possibilità di valutare anche sotto il profilo umano il funzionario pubblico che si trovava di fronte, credetemi, era comunque una forma di arricchimento, ma ripeto, è solamente così una mozione degli affetti, mi rendo conto che non è, la informatizzazione è necessaria. Certo è una cosa, mi diceva Evangelico prima Fasan, più ecumenico, perché in questo momento mi pare che di dover in qualche modo così essere d'accordo sul fatto che a me va benissimo l'open source, l'open price sicuramente è una cosa che di solito nelle convenzioni è un po' pericolosa, ma a dire la verità diamo, quindi per quanto riguarda la scelta politica e la responsabilità politica, diamo un po' di fiducia al Giovincello che è assessore alla informatizzazione, ci ha garantito sul risparmio e quindi questo casomai lo vedremo ex post, mi pare sia giusto dare credito. Sono sicurissimo che in questa scelta avrà ben valutato, ben ponderato, e anche l'open price che c'è, probabilmente, spero, si sia controfacciato con chi dietro la settica parola BIM ci sono anche delle persone, ci sono degli amministratori, e spero appunto che vi sia stata questa gentleman agreement per cui
da quell'open price non salti fuori che il Vittorio sia la vacca da mungere, i comuni sono la vacca da mungere per coprire magari costi esorbitanti. Ma ripeto, sotto questo profilo, fra l'altro, mi sentirei anche di spezzare una lancia. Anche qui forse mi direte che sono ancien regime, ma dietro la sigla BIM a me viene in mente cos'era. Il BIM era ed è un ente pubblico. E qui così lasciatemi pensare, non so, al compianto senatore Fabbri che aveva la sua creatura come il BIM, sicuramente era il servizio dei comuni, è sempre stato, come si può dire, un aiutante dei comuni, non certo un ente che aveva visto o che vedeva i comuni come contributori o esclusivamente contributori dei bilanci del BIM. Quindi sotto questo aspetto credo e spero appunto che quella clausola vuota per quanto riguarda il prezzo sia proprio come scelta politica, e qui sotto questo profilo è chiaro che fra l'altro avremo la possibilità di verificarlo. Dall'intervento di Sant'Antonio, quando parlava di centro aggregatore, mi piace l'idea e l'ho sempre sostenuta, ma al di là di quello che Vittorio Veneto deve essere come aggregazione di servizi, aggregazioni di uffici, a me piacerebbe che Vittorio Veneto fosse un aggregatore dal punto di vista politico. Perché vedete, l'illustre assente, io credo, da un ventennio, sia proprio una politica territoriale in cui Vittorio Veneto, a prescindere dal fatto che riguardi i bianchi, i rossi, i verdi, i rosa pallidi, ma che ciascuna delle forze politiche che sta dietro a questi consiglieri comunali davvero possa pensare in grande per Vittorio Veneto in modo tale che diventi aggregatore politico, nel senso che Vittorio Veneto diventi, come si può dire, una fucina in cui gli altri piccoli comuni si possano ritrovare. È vero che è una strada in salita Sant'Antonio, perché sembra facile, e forse è più facile ottenerlo sui servizi che non su questo aspetto, che è quello davvero forte e che dà l'identità a una comunità, che dà un'identità a un territorio. E sotto questo profilo dicevo la strada in salita, perché vedo che invece di aggregazione si creano frammentazioni dal punto di vista politico, e anche forze che sembravano monolitiche in realtà conoscono questa frammentazione, proprio perché è la difficoltà di questi tempi in cui, come si può dire, c'è uno sfrenato pensare in piccolo e non in grande, che determina che ciascuno vuole creare la propria parrocchietta, il proprio cortiletto, dove è l'unico gallo a fare il suo chicchirichì. Quindi sotto questo profilo invece, se la nuova classe politica che si trova nei nostri comuni, come Sant'Antonio, doppio partito, davvero hanno come punto focale quello di creare aggregazione politica, spero davvero che questi tempi un po' ballerini diventino solamente passato, mentre il futuro torni ad essere, perché Vittorio Veneto dello Stato, sapete, aggregatore per questo suo territorio in certi periodi. Certo, avrà avuto la concorrenza di Conegliano, storica, ma io sono fiducioso sotto questo aspetto, vedo sempre in positivo, quindi se questa è la spinta cerchiamo di farla tutti assieme. Grazie. Grazie consigliere Carmelos. La parola al consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente. Allora, rivolgendomi al dottor Cescon, volevo ringraziarlo per le risposte. Non era una critica sicuramente a BIM, ma volevo evidenziare le lacune che ho sopracitato.
Il consigliere Dus dicono mai sottovalutare l'impegno dei consiglieri di minoranza che si impegnano di fare una opposizione vera, diciamo così. Do lettura adesso a una parte politica di questo punto all'ordine del giorno. Non meno importante, a mio parere, è la valenza politica data dalla forma di questa convenzione. Il comune di Vittorio Veneto, assieme ad altri 11 comuni di comprensorio facenti parte della comunità montana, in questo momento aderisce al SIT della comunità montana. Io ero vicepresidente e pertanto devo difendere il mio orticello, chiaramente. Attenzione qui, fra le premesse della convenzione si parla del SIT realizzato da BIM per tutti i comuni consorziati e si afferma che tale SIT può costituire parte integrante di Unipass per la consultazione di dati cartografici ed in particolare quelli urbanistici, primo passo per un SIT del BIM. Per questo progetto di informatizzazione delle amministrazioni la Regione ha investito 1 milione di euro suddivisi in 5 stralci, quindi è presumibile pensare che il SIT della comunità montana abbia un valore pari a quanto è stato investito per la sua realizzazione. Se in questo momento di trapasso delle funzioni associative dalla comunità montana all'Unione dei Comuni Montani delle Prealpi Trevigiani, lunedì 30 marzo ci sarà la prima riunione della Costituenda Unione dei Comuni, il Comune di Vittorio Veneto, comune più importante del comprensorio, rompe il fronte degli associati passando parte delle funzioni del SIT al BIM Piave a cascata e loro malgrado. Tutti i comuni della comunità montana facenti parte del SIT dovranno adeguarsi alla nuova realtà e seguire il percorso vittoriese. Questo significa che il 1 milione di euro finanziari della Regione portato in dote dei comuni perderà del tutto il proprio valore. Credo che alla fine il percorso perché il nostro sistema informatico entri in BIM, credo che alla fine il percorso perché il nostro sistema informatico entri in BIM sia quasi obbligato. Tuttavia credo anche che la nostra capacità contrattuale venga del tutto inevasa dalla fretta e dalla poca vedutezza politica degli amministratori vittoriesi. L'Unione dei Comuni Montani avrà principalmente l'obiettivo di mettere insieme i servizi fondamentali dei comuni e il Comune di Vittorio Veneto dovrà sicuramente fare la propria parte di comune più popolato e più importante come struttura comunale. Qualora l'amministrazione decidesse di aspettare l'insediamento dell'Unione dei Comuni Montani, in accordo con gli altri comuni si potrebbe pensare a una gestione del proprio SIT presso il nostro CED o presso l'odierna comunità montana come operatore che già da qualche anno lavora con profitto a questo progetto. I vantaggi sarebbero ben evidenti, la norma nazionale sui servizi associati è ben chiara e penalizza i comuni che non sono in grado di mettere insieme un congruo numero di servizi. Il futuro SIT dell'Unione Montana potrebbe essere facilmente il primo passo di un percorso di servizi associati con valenza comprensoriale. Avere un SIT a Vittorio Veneto comporterebbe anche il vantaggio di un costo sicuramente inferiore, dal momento che si avrebbe la partecipazione alla spesa dei comuni aderenti e la certezza della spesa. Non credo che il BIM si presti a fare beneficenza. Ricordiamo inoltre che non tutti i comuni dell'Unione Montana fanno parte del BIM Piave e non mi sembra cosa opportuna cominciare a parlare di servizi associati con i comuni del comprensorio vittoriese quando Vittorio Veneto per primo cerca nuove strade. Credo inoltre che in questo momento si debba avere un po' di prudenza nel trattare con BIM Piave, dal momento che BIM Belluno non offre rassicuranti garanzie finanziarie, e qui mi fermo. Dal momento che in questo Consiglio Comunale più volte si è discusso dei sovracanoni della risorsa acqua che BIM distribuisce ai comuni trevigiani e che a parere della precedente amministrazione vittoriese, suffragato dalla legge nazionale andrebbero ridistribuiti a vantaggio del nostro comune, trovo assurdo che l'amministrazione paghi un servizio BIM quando spetterebbe BIM dare quanto dovuto a Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere Fasani. Prego dottor Cescon. Sì, solo per la parte tecnica del suo intervento vorrei precisare che
la soluzione è realmente aperta, quindi trasmette tutte le informazioni a qualsiasi gestionale di questa terra, compreso anche quel SIT che lei ha nominato. Quindi la volontà di interoperare con tutti i sistemi, su tutti, direi in primis proprio il SIT, l'abbiamo testato proprio tra tutti gli strumenti di georeferenziazione, proprio col SIT, vuole essere assolutamente garantita, così come verso qualsiasi altra soluzione, senza dare nome e cognome, perché ogni comune, ogni ente al proprio interno è libero di adottare i sistemi che vuole per anche trattare la georeferenziazione. Nel caso specifico BIM ha, tra virgolette, sposato non da oggi anche il progetto del SIT, è una soluzione che, come tutte le altre, è al momento già interoperabile con il nostro sistema. Dopo, sulle valutazioni politiche chiaramente non entro nel merito. Sì. Ci sono altri interventi? Vedo prenotato il consigliere Dus. Sarò prego. brevissimo. Una battuta. Il consigliere Fasan, che naturalmente il suo impegno e la sua dedizione nell'affrontare le pratiche saranno e sono per me d'esempio, un esempio che mi riprometto di seguire ora e in futuro dai banchi della maggioranza. Sulla questione del BIM Belluno è vero, è giusta l'osservazione e la preoccupazione, perché i momenti non sono facili. Ricordo che però BIM Piave è cosa diversa da BIM GSP SPA. La parola. Per riprendere alcune domande, all'inizio c'erano le domande di Sant'Antonio. Sul discorso appunto che Vittorio cede, diciamo, la sua leadership, chiamiamola così, penso abbiamo già risposto in modo esaustivo. No, leadership, non lo so, diciamo, ecco, leadership o comunque cede quello che potrebbe essere un ruolo, non so. Penso abbiano risposto in maniera adeguata già il consigliere Bottego e il consigliere Dus prima, insomma sono d'accordo con quello che hanno esposto. Per quanto riguarda il discorso perché ci siamo affrettati, perché questo correre nel cercare di definire e implementare questo strumento oppure un altro, è perché appunto la nuova legge che è dell'agosto scorso richiede in tempi stretti diciamo ai comuni di adattarsi e adeguarsi alle indicazioni di legge, quindi parliamo proprio di questi mesi, di primi mesi inizio anno, quindi noi abbiamo fatto il possibile per adeguarci, perché bisogna cercare di rispettare quelli che sono i termini di legge, ovviamente. Chiaro che poi ci potrebbero essere proroghe, come succede spesso in questi casi, e è di pochi, appunto, neanche un mese fa che i nostri tecnici del CED sono stati in provincia in un incontro proprio su questa tematica, dove appunto i tecnici provinciali hanno detto: guardate, c'è questa esigenza prima di tutto di cercare di rispettare i termini di legge. È chiaro che ancora non è ancora molto preciso, diciamo, quelle che sono anche le indicazioni normative, perché si parla ad esempio, dicevo prima, di SPID, ovvero sia che è l'acronimo del Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale, con cui i cittadini dovrebbero, diciamo, poter usufruire di questi strumenti, che a livello centrale ancora non è stato definito in maniera chiara e precisa. Non penso mi possano dar conferma su questo anche i tecnici qui presenti. Quindi siamo in una fase, possiamo dire un po' così in itinere, però per cercare di rispettare i tempi bisognava fare questo passo. Poi la scelta su perché BIM oppure un altro, penso che già stasera se ne sia un po' discusso, insomma, su questo, anche una scelta tecnica da una parte. Ritengo che quello che aveva risposto prima, ribadisco, sia Bottego che Dus, penso da parte mia condivisibile. Discorso che faceva appunto il consigliere Fasan, che aveva già portato all'attenzione anche l'altra sera in commissione, era quello del SIT della Comunità Montana. Io rispondo più dalla parte tecnica, tra virgolette, nel senso che avevo già avuto modo di dire in sede di commissione che il SIT è un sistema informativo territoriale, sappiamo che la Comunità Montana ha un suo SIT, ma stasera parlavamo del discorso della convenzione tra BIM e Comune per quello che riguarda l'Unipass, che è uno sportello che permette ai cittadini di accedere in via, diciamo, online a questa serie di procedure. Quindi comunque sono due cose diverse.
stasera abbiamo avuto anche la conferma che comunque sono strumenti che tra loro possono comunicare. E non vedo poi altre grosse problematiche, tra virgolette, nel senso che poi ognuno ha le sue opinioni, nel senso che poi il sito è un altro discorso che sicuramente è un discorso interessante, perché è uno strumento che ritengo molto valido sia per la parte, come ho già avuto modo di dirle, possiamo così dire, di front office, quindi per i cittadini che possono accedere al sito del comune e avere uno strumento di consultazione anche non solo, quindi per cittadini ma anche per professionisti, e anche però uno strumento che potrebbe essere molto utile per i back office, ovvero sia per gli uffici che potrebbero avere la possibilità di comunicare tra loro molto più rapidamente e avere in tempo reale tutti i dati necessari per portare avanti le varie pratiche. È chiaro che poi ci sono implementazioni tecniche precise, bisogna far comunicare tra loro i vari software e i vari software house che ogni comune ha, però questo è un discorso più tecnico, cioè ritengo comunque le due cose separate da questo punto di vista, ecco, solo questo. Poi so che c'è il vice sindaco che vuole rispondere anche in merito comunque all'altra osservazione del consigliere Sant'Antonio, quindi passo la parola al vice sindaco. Sì, grazie. No, ritengo anch'io esaustive le risposte che sono state date al consigliere Sant'Antonio da parte dei consiglieri Carneros, Dus e Botteon, e anche da parte dell'assessore Mognoli, insomma, mi pare sia stato assolutamente chiaro. Vorrei rassicurarlo che non stiamo per niente abdicando al ruolo di leadership territoriale che la condizione della città di Vittorio Veneto ci dà, insomma, ci conferisce. Forse si è abdicato negli anni che hanno preceduto questa amministrazione a questo ruolo. Noi invece assolutamente non abdichiamo e cerchiamo di perseguirlo fino in fondo. Come ha sottolineato bene il consigliere Dus, abbiamo già ottenuto degli importanti risultati, magari ne parleremo dopo, visto che c'è anche un'interrogazione che riguarda in modo specifico il turismo, una sua interrogazione, quindi potremo approfondire meglio anche questo argomento che riguarda appunto la conferma della sede, la conferma e l'ampliamento della sede dello IATA Vittorio Veneto, ma abbiamo parlato anche dei servizi informatici con i comuni. Ci siamo già trovati con l'ambito col bacino, diciamo, dei comuni che andranno a costituire la nuova Unione Montana, aggiungendo a questi anche il comune di Colle Umberto che si aggrega in questi casi, a queste riunioni. Abbiamo parlato anche della necessità di uniformare i sistemi informatici proprio per poter dialogare, per poter attivare in futuro dei servizi associati assieme. Mi è piaciuta anche la risposta del consigliere Carneros che sostiene che la nostra città deve diventare un soggetto aggregatore politico, io dico anche un soggetto aggregatore di scelte strategiche, quindi questo è davvero importante, esercitare una leadership territoriale per quanto riguarda le scelte strategiche, le scelte quindi nel campo dei trasporti, delle politiche scolastiche, delle politiche dello sport, nel settore della cultura, nel campo delle politiche culturali, in questi settori strategici e anche nel turismo, la nostra città deve esercitare questa leadership e lo sta facendo e lo farà. Grazie. Chiedo scusa. La parola al consigliere Posocco che si è prenotato. Sì, grazie Presidente. Una domanda veloce, visto che il consigliere Fasan l'ha accennata. Parliamo di bacini embriferi. Dai banchi della minoranza più volte è stato affrontato e vi abbiamo invitato ad affrontare la questione della discussione dei sovracanoni che BIM ridistribuisce ai comuni. Vi abbiamo lasciato in eredità uno studio importante, volevo capire se è opportuno adesso oppure se dobbiamo affrontare tramite un'interpellanza, come se lo state affrontando la questione, insomma. Grazie. Ecco, può rispondere l'assessore Napoli? Sì, sì. Prego, assessore Napoli. Allora, noi abbiamo preso visione di questo studio e stiamo valutando adesso i vari passi, anche perché, come voi ben sapete, recentemente c'è stato il rinnovo delle cariche alle quali il partito della Lega Nord ha concorso in maniera significativa e quindi adesso ci attiveremo per rimettere in moto quella procedura.
E approfittiamo della presenza del nuovo presidente, il sindaco di Valdobbiadene Fregonese. Lo invitiamo già, ovviamente, visto che il tema è stato affrontato dalla precedente amministrazione e non risolto per questione di tempi. Lo invitiamo ovviamente a prendere in mano la situazione e a verificare la correttezza della documentazione precedentemente fornita dall'amministrazione e trovare una soluzione. Grazie. Se vuole, prego. Sì, certamente colgo la richiesta fatta ovviamente dall'amministrazione e da tutto il Consiglio Comunale. Non ho ancora considerato la questione, ma è mio dovere, ribadisco, soprattutto per il fatto che sono presidente di un consorzio dei 34 comuni, di tutti i comuni, quindi sicuramente prenderò in considerazione e avrò modo quanto prima, insomma, di relazionarvi, se necessario, anche in Consiglio Comunale. Insomma. Grazie a voi. Grazie Ingegnere Fregonese. Vedo che c'è una prenotazione del consigliere Fasan, immagino, per la dichiarazione di voto. Chiaro. Prego. Però una piccola precisazione. Chiedo scusa Fasan, un attimo solo. Una brevissima risposta al consigliere Costa da parte del segretario. Prego, prego. Brevissima risposta. Questo è un piano. Nel momento in cui questo Consiglio decida di aderire a questa convenzione, si dovrà poi fare un programma di attuazione del piano. Teniamo presente comunque una cosa. Fondamentalmente cosa cambia? Il postino. Si crea un postino automatico, no? Di arrivo delle pratiche. È un piano fondamentalmente per favorire le istanze da parte dei cittadini che hanno una modularità uniforme, standard, e arriva automaticamente, come si diceva, nella scrivania dell'ufficio competente, primo, secondo, e automaticamente negli uffici interessati per i pareri, eccetera, come spiegava prima il dottor Cescon. Dovremmo fare comunque un programma di formazione da un lato e dall'altro di implementazione progressiva, perché non è pensabile che per tutti i procedimenti dell'ente d'improvviso si possa instaurare un meccanismo di questo tipo. Come per tutte le cose ci vuole un programma a step progressivi in rapporto anche alla situazione specifica dei singoli uffici. Basta. Grazie. Grazie dottor Spessotto. Consigliere Fasan, prego. Sì, prima della dichiarazione di voto volevo fare una precisazione che forse è passata inosservata nel mio precedente intervento. Fra le premesse della Convenzione, visto che qui si dice che sono due cose diverse, attenzione a quello che leggo, fra le premesse della Convenzione si parla del SIT realizzato dal BIM per tutti i comuni consorziati e si afferma che tale SIT può costituire parte integrante di Unipass per la consultazione di dati cartografici ed in particolare quelli urbanistici. Le mie preoccupazioni chiaramente qui sono evidenti. Non voterò questo punto all'ordine del giorno perché, essendo convinto di quello che ho detto e quello che non potrò uniformarmi al voto dei miei colleghi, pertanto io uscirò per non creare problemi in Lega. Diciamo così. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Botteon, prego. Sì, dichiarazione favorevole da parte di voto favorevole da parte del Partito Democratico. Un solo appunto sull'aumento del costo dell'acqua, siccome è stato portato dalla minoranza, quando eravamo in minoranza in questo Consiglio Comunale, ho fatto un'interpellanza io dove avevo proprio documentato gli aumenti del costo. Vedere che adesso viene rivendicato dalla minoranza mi sembra quantomeno risibile. Grazie consigliere Botteon. La parola per la dichiarazione di voto immagino al consigliere Saracino. Prego. Vittorio Veneto purtroppo ha perso la regia da anni e non oggi, anzi oggi vediamo che è un atto, è un primo passo per tornare ai livelli che ci spettano di competenza nel territorio, quindi noi siamo favorevoli a questo progetto e senz'altro siamo favorevoli a utilizzare software open source e open data.
quindi favorevoli. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio, prego. Premesso che non perdiamo nessuna leadership, almeno da questo punto di vista dei servizi, dei sistemi informativi nel territorio, perché in buona sostanza non offriamo servizi a nessuno, il mio voto è di astensione perché, come ho detto precedentemente, vedo perdere un'opportunità invece dal punto di vista di Vittorio Veneto come ente aggregatore del bacino dei comuni del comprensorio. Grazie consigliere Sant'Antonio. Vedo che non ci sono altre prenotazioni, per cui se non ci sono altre osservazioni io metterei in votazione la delibera, quindi dato per acquisito. Pongo in votazione la delibera al punto 9 dell'ordine del giorno, piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese, convenzione tra il consorzio BIM Piave di Treviso e il Comune di Vittorio Veneto. Approvazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 astenuti e 12 favorevoli, quindi Consiglio Comunale approva. Sì, sono 16. Esatto, sono 16, è uscito il consigliere Fasan. A questo punto metto in votazione la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata, 12 voti favorevoli e 4 astensioni. Passiamo al punto 10 all'ordine del giorno, che in realtà è stato in gran parte discusso ovviamente perché connesso con il punto 9, e darei la parola, se lo ritiene, all'assessore Napol, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, no, molto brevemente. Eventualmente il punto è presente l'architetto Antoniazzi se ci sono particolari tecnici da chiarire. Prego. Sì, ma allora mi pare che insomma il tema lo abbiamo inquadrato abbastanza bene. Il punto dell'ordine del giorno non è altro che la modifica del regolamento preesistente che era stato approvato in Consiglio Comunale nel 2012, il 31 maggio del 2012, che attualmente consente l'operatività del servizio SUAP, perché c'è già nel Comune di Vittorio Veneto lo sportello SUAP e SUE. Adesso lo andremo ad implementare con la piattaforma Unipass, che ha le caratteristiche che sono state ricordate in precedenza, molto più ampia e molto più articolata, e quindi questo è l'adeguamento del regolamento a questa nuova piattaforma, quindi si tratta di una modifica e di una sostituzione integrale del regolamento precedente con questo nuovo regolamento. Piccola considerazione che mi sento di fare rispetto alle preoccupazioni che Vittorio Veneto vada da una parte e il mondo vada da un'altra. In realtà è esattamente il contrario, nel senso che questo strumento ci consente di interfacciarsi, di dialogare con le altre amministrazioni con termini, avendo loro adottate il medesimo strumento, probabilmente anche altri lo faranno nel corso del tempo, e questa è la condizione affinché ci sia la condivisione operativa anche di servizi, cosa che diversi comuni con termini di dimensioni geografiche inferiori al nostro e anche strutturali e organizzative chiedono, perché ovviamente le difficoltà che abbiamo noi come amministrazione, come struttura organizzativa del comune, nelle realtà più piccole sono ancora più grandi le difficoltà, nel senso che il personale è ridotto, se si ammala la persona che è all'anagrafe del comune di Revine, chiude l'anagrafe, faccio un esempio banale.
se noi abbiamo lo stesso strumento informatico può essere che ci sia la capacità di gestirlo assieme. Queste sono questioni che però si vedranno più avanti quando le cose vanno a regime, ecco, quindi questo non c'entra niente con il regolamento, è solo una piccola considerazione, quindi si tratta semplicemente dell'adeguamento del regolamento, che è il regolamento del funzionamento di questo sistema, adeguandolo alle sue caratteristiche. Grazie. Grazie Assessore Napoli. Non ci sono interventi, quindi metterei in votazione la delibera data per letta. Favorevoli, voti favorevoli? Manca Dus, è uscito da Re? Ma è scrutatore. Ma è uscito, scusa. Allora, c'è un altro scrutatore? Costa? Consigliere Costa? No, è rientrato. È rientrato il consigliere Dus. Allora, rimetto in votazione la delibera al punto 10 all'ordine del giorno, sportello unico delle attività produttive, aggiornamento e modifica del regolamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astensioni, 12 voti favorevoli, totale 15 voti. Quindi si approva. Esatto, e l'immediata eseguibilità, metto ai voti l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, voti contrari, astenuti, quindi 12 voti favorevoli, 3 astensioni, il Consiglio Comunale approva. E adesso ritorniamo all'ordine del giorno e precisamente al punto 3, però prima del punto 3, forse dovevo farlo, no, lo facciamo adesso? Facciamo la comunicazione. Sì, il sindaco di Napoli e la comunicazione sono uscite. Chiedo al Saracino di comunicare il nominativo intanto per le commissioni. No, sto facendo fusione. Vabbè, aspettiamolo. Ci siamo? A Napoli? Allora, punto 3 all'ordine del giorno. Riprendiamo. Dopo essere saltati al punto 8, 9 e 10, e salutiamo naturalmente il dottor Cescon, ingegnere Fregonese, e passiamo al punto 3. Do subito la parola all'assessore Napoli, prego. Questa è una comunicazione relativa al prelevamento del fondo di riserva, relativa ad un prelevamento che è stato fatto da questo fondo di riserva iscritto a bilancio, regolarmente iscritto secondo le norme contabili, pari che era di 97.950 euro al 29 del 9 2014. Praticamente si è resa necessario incrementare il fondo di dotazione all'area politiche territoriali per far fronte a delle emergenze di rischio idrogeologico conseguenti a eventi franosi che si erano manifestati, e quindi si è reso necessario il prelevamento dell'importo di 53.700 euro per effettuare dei lavori, degli interventi in questo ambito. Ecco, questo è l'oggetto
di questo argomento. Grazie Assessore Napoli, passiamo subito al punto, prendiamo atto, il Consiglio Comunale prende atto di questo, passiamo subito al punto 4 all'ordine del giorno. Allora, seconda commissione consigliare, sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro Faraon. Allora, il nostro regolamento all'articolo 13, comma 1, chiede al capogruppo consigliare di partecipare Vittorio Saracino di indicare il nominativo del rappresentante nella seconda commissione. No, schiaccia più forte il pulsante verde. A posto? Chiedo scusa. Grazie. E innanzitutto è doveroso da parte del gruppo Partecipare Vittorio ringraziare l'operato di Alessandro Faraon fatto in questi mesi, speriamo di continuare il suo operato e innanzitutto candiderei me stesso, Matteo Saracino, per la seconda commissione. Grazie. Bene, grazie. A questo punto, per alzata di mano con voto palese, surroga seconda commissione consigliare, sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro Faraon, favorevoli 12 voti favorevoli, sono usciti quindi il consigliere Maset, Sant'Antonio Darè, contrari astenuti, 2 astensioni, quindi esatto. È uscito Sant'Antonio che era scrutatore. Dobbiamo rifare la votazione per correttezza. Perché è uscito Sant'Antonio che era scrutatore? È prevista la dichiarazione di voto. Io ho visto che non c'erano prenotazioni. In ogni caso nominiamo il terzo scrutatore, Posocco. Allora, scrutatore Posocco. Posocco, a lei la parola. Grazie e benvenuto e buon lavoro. Un saluto anche al consigliere Faraon, che ringrazio per il proprio lavoro. La domanda che faccio a te, come abbiamo fatto ad Alessandro, volevamo sapere se il gruppo Partecipare Vittorio è all'opposizione o è in maggioranza. Grazie. Grazie. Prego. Noi siamo stati Saracino, prego. Sì, noi siamo definiti tecnicamente opposizione. L'ufficio ci ha definito così, noi abbiamo una nostra coscienza e voteremo singolarmente ogni singola decisione come abbiamo fatto sempre. Grazie consigliere Saracino. Nel frattempo è rientrato lo scrutatore, in questo caso Sant'Antonio, e quindi se non ci sono, come vedo, altre prenotazioni né per dichiarazioni di voto né per interventi, metto ai voti, rientrano quindi Sant'Antonio, il consigliere Sant'Antonio e il consigliere Darè. Allora metto ai voti la seconda commissione consigliare, sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro Faraon nella seconda commissione. Voti favorevoli, voti contrari, astensioni, astenuti, 4 astenuti, quindi 12 più 4, 16, assente il consigliere Fasan. Il Consiglio Comunale approva e dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Dai, 17. No, occorre. Dai. No, rientra il consigliere Fasan, siamo in 17, voti favorevoli? Eravamo 17 anche prima. Voti contrari? Astenuti? 5 astenuti, 12 voti favorevoli. Il Consiglio Comunale approva. Idem, sostituzione componente dimissionario Alessandro Faraon,
punto 5 all'ordine del giorno, nella commissione consigliare temporanea area ex Fassina ex Carnielli. Non credo che ci siano altre né dichiarazioni di voto né interventi, quindi io metterei immediatamente ai voti. Voti favorevoli, contrari, astenuti, 5 astenuti, 12 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva. L'immediata eseguibilità, metto ai voti l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, voti contrari, astenuti, il Consiglio Comunale approva. Punto 6 all'ordine del giorno, proloquo di Nove San Floriano, sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro Faraon nel consiglio di amministrazione dell'associazione. Qui dobbiamo, ecco qua, ecco, ci sono interventi, vedo che si è prenotato il consigliere Darè. Prego. Consigliere, vorremmo sapere se lei fa parte della maggioranza o della minoranza. No. Siccome questa è una commissione che aspetterebbe la minoranza. Il consigliere Saracino ha già risposto che è tecnicamente in minoranza e che voterà secondo coscienza. Se vuole esprimerlo lei il concetto direttamente, prego. Sempre eccolo qua. No, chiedo scusa, manovra sbagliata, eccolo qua, la parola consigliere Saracino. No, come detto prima, sono in minoranza e quindi io voterò secondo coscienza del gruppo partecipare, secondo le nostre idee. E quindi noi le diamo il voto come minoranza, la mettiamo dentro a questa importante commissione. Grazie. La parola al consigliere Botteon che si era prenotato. Sì, io annuncio che come maggioranza, siccome questo posto spetta alla minoranza, voteremo scheda bianca, consapevoli che sicuramente, come è stato votato in precedenza Faraon, anche il consigliere Saracino non avrete nulla in contrario, penso, contro il consigliere Saracino. Abbiamo già dato dimostrazione di votarlo. Scusa, piacere qua. E vedo che c'è la prenotazione del consigliere Maset, prego. Sì, grazie Presidente. Io a questo punto volevo chiedere, intanto faccio al neo consigliere gli auguri di buon lavoro e che veramente la porti avanti con, posso immaginare, non lo conosco personalmente, ma con lo spirito giusto. Però volevo farle una ulteriore domanda. Allora, lei si definisce consigliere di minoranza. Allora però mi deve spiegare perché Partecipare Vittorio ha un assessore in maggioranza. Allora siamo forse di fronte a un nuovo compromesso storico a Vittorio Veneto, dopo quello degli anni '80. I consiglieri rivolgono le domande al Presidente e basta. Il Presidente farà domande. Andiamo avanti, ci sono altri interventi? Consigliere Saracino, se lei vuole rispondere. No, Presidente, scusi, ma veramente io citavo a suo tempo che poi nell'omelia di replica che aveva fatto il consigliere così mi ha un po' no, citavo Pol Pot, no? Voglio dire, io gentilmente le ho fatto una domanda, lei può rispondermi quello che vuole, ma credo che sì, chiedere è lecito, cortesia è rispondere. Prego. Come le vie del Signore sono infinite, anche in politica ci sono 1000 scenari. Grazie consigliere Saracino. Allora procediamo alla votazione, che è naturalmente a scrutinio segreto, e quindi
si vota soltanto un nominativo per ogni scheda. Cosa da fare? Se le verità prima. Sai perché non fa la storia. Allora invito gli scrutatori se dopo non coincide, ne tocca rifare la No, io direi procedete senza spoglio, procedete al conteggio delle schede. Conteggiate le schede. Tutti hanno depositato la scheda? Ce n'è uno in più. Allora, o è stata consegnata una scheda in più, o la scheda deve essere ancora in... Verifica quante sono. Conteggiate le schede. No, assolutamente. Però vediamo il conteggio prima, senza lo spoglio. Votanti sono tutti, no? 17? Sì. È uscito qualcuno? No. No, tutti sono. 16, quindi la 17ª scheda è chiaramente quella. Ok. Ecco, si può procedere quindi allo spoglio, prego. Siamo 17. 17 votanti, 17 schede, prego. Sì, sì, sì. La maggioranza non ha condizionato. Allora, se non abbiamo contato male, Matteo Saracino voti 7, schede bianche 10. Confermato? Confermato. Voti neto eseguito, quindi proclama il risultato eletto Saracino. Per voto palese l'immediata eseguibilità. Quindi proclama allora, eletto Saracino. Proclamo quindi eletto nel Proloco 9 San Floriano in sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro Faraon nel consiglio di amministrazione dell'associazione Proloco di 9 San Floriano il consigliere Matteo Saracino con 7 voti. Adesso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità con voto palese, quindi favorevoli, contrari, astenuti, quindi siamo in 16, no, siamo in 16, è uscito il consigliere D'Arè, 16 voti validi, unanimità. Punto 7 all'ordine del giorno, variante numero 7 al regolamento edilizio, articolo 54 bis, per recepimento del piano di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso. Approvazione. Qui è molto semplice spiegare l'iter. Noi nel 2014 abbiamo adottato l'articolo 54 bis, che è praticamente imposto dalla legge regionale 17 del 2009. Non sono pervenute
osservazioni, quindi adesso semplicemente approviamo l'articolo 54 bis da inserire nel regolamento edilizio. Metto direttamente ai voti, naturalmente senza prevaricare nessuno se ci sono interventi o dichiarazioni, però questa è una cosa prettamente tecnica, quindi infatti vedo che nessuno si prenota, quindi metto direttamente ai voti il punto 7 all'ordine del giorno, voti favorevoli, 16 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, assente il consigliere D'Arelli. Qui non è immediata non serve l'immediata esecutività. Punto 11 all'ordine del giorno, interrogazione sul tema del turismo del consigliere comunale Paolo Sant'Antonio, al quale do la parola per illustrare l'interrogazione, ricordandogli che ha il tempo di 5 minuti per farlo. Grazie. Prego, consigliere Sant'Antonio. Allora, prego. Sì, tento di farlo rendendomi conto che, visto l'orario e i 5 minuti, faccio un po' un breve assunto di quelle che sono state le motivazioni che mi hanno spinto a fare questo tipo di interrogazione. Qualche tempo fa, e dopo invito chi ha voglia di leggersi l'interrogazione può farlo, perché è piuttosto articolata, mi sono detto che era corretto fermarmi un attimo e dopo 6 mesi, 8 mesi praticamente di insediamento della nuova giunta e di prendere in mano il programma, il documento programmatico, e di spulciarlo e di verificare all'interno di esso se vi fossero dei punti in cui l'attuale giunta si è sostanzialmente data da fare, piuttosto che altri punti in cui ha un po' tergiversato. Allora, uno dei punti importanti che ritengo che siano così caratterizzanti anche l'azione di governo a Vittorio Veneto è sicuramente un punto riguardante il turismo. E questa sera prenderò in considerazione questo punto, mentre per gli altri consigli comunali mi prendo l'onere di verificare altri punti del documento programmatico. Sostanzialmente il turismo non è l'unico punto su cui bisogna prestare attenzione a Vittorio Veneto, ma anche il lavoro generato in zona industriale dagli artigiani, dalle aziende, dai commercianti, ed anche un punto importante è l'agricoltura con le recenti coltivazioni del prosecco. Però veniamo al tema del turismo e dell'interrogazione sul turismo. La domanda chiave che ho preparato per la Giunta e vorrei porre alla vostra attenzione, visto che fino ad oggi non ho avuto alcun tipo di riscontro, almeno pratico, è la seguente. Qual è il piano di sviluppo strategico per il turismo del Vittoriese? Avete per caso redatto in questo periodo, in questi 6-8 mesi che sono passati, qualche documento che dia delle linee guida agli operatori turistici del settore per organizzarsi e per affrontare i prossimi eventi che saranno sostanzialmente presenti in città nei prossimi anni, quali anche ad esempio gli eventi per il 15-18. È anche da dire che in questi mesi sono stati organizzati degli eventi sul tema della Grande Guerra, sui musei, alcuni concerti degni anche di nota, in buona sostanza, perché sono stati ben organizzati. Però quello che io non vedo e non percepisco è un documento strutturato che dia delle linee guida su come dovrebbe essere il turismo a Vittorio Veneto. Il turismo può essere un turismo di cultura, di sport, di enogastronomia, turismo storico, turismo religioso, turismo teatrale. Quali sono le linee guida che la nostra amministrazione dà ai cittadini piuttosto che alle strutture preposte per fare del turismo? Ritengo personalmente che i festeggiamenti per la Prima Guerra Mondiale, che sono tanto blasonati in questo periodo,
e che pur hanno una valenza culturale estrema, diciamo, non portino alla fine dei grossi risultati per l'economia dei cittadini di Vittorio Veneto. Anche i musei, la musealità, seppur ricca e purtroppo anche costosa, genera secondo me un tipo di turismo mordi e fuggi, e quindi è tendenzialmente incapace di portare nelle casse, diciamo così, anche comunali, le spese di copertura per quanto si investe, a meno che non si faccia un tipo di progettualità a lungo termine, che potrebbe essere ad esempio il tipo di musealità tipica delle mostre, ad esempio come Treviso con Carraresi o Conegliano Palazzo Sarcinelli. E qui potrebbe tornare utile un contenitore che noi abbiamo e che non stiamo utilizzando in questo momento, che è Palazzo Todesco. Quindi la mia domanda per la Giunta, ad esempio, è cosa intende fare di questo contenitore su cui abbiamo speso un sacco di soldi e al momento non ha alcun tipo di utilizzo. Certo, bisogna spostare degli investimenti per poterlo utilizzare. Una precisazione per quanto riguarda poi i dati che vengono dati così tante volte che leggiamo sui giornali sulle percentuali di incremento dei visitatori a Vittorio Veneto, piuttosto che le percentuali di incremento delle visite nei musei. Chiederei che fossero dati in valore assoluto, ma non in termini percentuali, perché le percentuali, mi insegnano i matematici e gli ingegneri, se non sono rapportate a dei punti di partenza non servono a nulla, quindi a dei valori assoluti. Allora, come suggerimento vorrei dare invece alla Giunta il riprendere in mano alcuni progetti che la precedente Giunta aveva posto sul tavolo e che aveva anche realizzato, e che mi sembra, per un cambio di solito scambio di consegne, poi va nel dimenticatoio, non sono più stati presi in mano, ed è un peccato che vengano persi, sempre con uno spirito ovviamente collaborativo. Allora, qua cito il sito web turistico del comune, che giace non aggiornato e con mancanza di informazioni. C'era stato un progetto che lo poneva, in una, diciamo, era programmato in buona sostanza anche l'utilizzo delle lingue all'interno, dell'inglese e del tedesco all'interno del sito, poi è rimasto lì senza nessun tipo di aggiornamento. Ci sono degli alberghi, delle informazioni non aggiornate, quindi la preoccupazione è che questo sito non serva a nulla, anzi faccia più danno che servizio in questo caso. Poi c'è l'infrastruttura rappresentata dai 16 hotspot presenti nel comune, che anche questi tutto sommato servono per i turisti, e ci sono dei contratti, mi segnalano, già pattuiti e pagati ai vari fornitori che gestiscono questi impianti. L'importante è che vengano rimessi in uso, in buona sostanza. Mi hanno segnalato queste cose. Poi ci sono le mappe, ad esempio, del territorio comunale, anche queste presenti nel sito, che potrebbero essere aggiornate con i percorsi di Nordic Walking, ipovie, sentieri, runner, che in buona sostanza nei nostri territori sono attrazioni, diciamo, per quanto riguarda i turisti, molto importanti. C'è anche l'ipovia della regione che passa per Vittorio Veneto con 266 km, e anche questa ha necessità di essere accudita. Il comune di Vittorio Veneto, inoltre, mi segnalano che è stato capofila di 45 comuni trevigiani per la creazione della Pedemontana Veneta, che è in buona sostanza un
enorme valore per i nostri territori e che può essere valorizzata in termini turistici. Infine non dobbiamo dimenticare le nostre colline che circondano Vittorio Veneto e che sono meta di turisti diciamo così domenicali del weekend. Secondo me ci sarebbero dei percorsi da valorizzare facendo degli investimenti minimali, ne ricordo solamente 3, cioè il sentiero di Sant'Augusta di Maren, il sentiero delle Creste di Vittorio Veneto e il sentiero del Monte Altare. Se questi sentieri venissero valorizzati attraverso il sito, attraverso le segnalazioni come un po' fanno anche a Merano nei sentieri che passano attraverso i vigneti, potrebbero essere degli enormi centri di attrazione per Vittorio Veneto. Ultime 2 cose e poi ho concluso, che avevamo proposto noi come Forza Italia e sono state inserite nel documento programmatico, le aree per i camper, un'area per i camper che potrebbe essere realizzata a Vittorio Veneto in centro e poi soprattutto anche il fatto che Vittorio Veneto fortunatamente si trovi all'interno del territorio del Prosecco di OCG. Ecco, questo dovrebbe essere un punto di valorizzazione del territorio e soprattutto un punto di attenzione anche per le manifestazioni che erano state, diciamo così, che erano partite negli anni scorsi come Cailci di Stelle e che sembra che siano state cancellate o non ci siano più in questi anni, insomma. Grazie. Grazie consigliere, anche se siamo usciti, abbiamo raddoppiato quasi i tempi. Prego, darei la parola all'assessore Turchetto. Sì, grazie Presidente. Allora, in buona sostanza rispondo io, in quanto ho affrontato alcuni degli argomenti che sono stati posti dal consigliere Sant'Antonio. In realtà ce ne sono poi altri, siccome il consigliere Sant'Antonio tratta vari argomenti, no? Trasversali a varie competenze che abbiamo in Giunta, e quindi non sono il solo ad essermi occupato dei temi che lei ha citato, ma anche l'assessorato alla cultura, l'assessorato alle attività produttive, quindi è chiaro che c'è un lavoro dietro di squadra da parte di tutta la Giunta con riguardo appunto al tema del turismo in generale e ai punti che lei ha citato. Intanto sì, voglio dire che concordiamo sull'opportunità, diciamo, di affrontare il Consiglio Comunale i temi strategici, come lei ha indicato nella sua interrogazione, e quindi non solo trattare, come le ha definite lei, le congiunture che nascono dall'ordinaria amministrazione, tipo Tasi, immigrati, eccetera, eccetera. Quindi ben vengano queste richieste di volare alto, di trattare i temi strategici, e quindi devo dire, insomma, si condivide l'impianto, perlomeno lo spirito, quantomeno lo spirito, ecco, dell'interrogazione che lei ha posto. Io partirei dai dati, perché mi pare che all'inizio della sua interrogazione si tratta, lei chiede soprattutto delucidazioni con riguardo ai dati dei flussi turistici in città. Giustamente lei dice non possiamo ragionare solo in termini percentuali perché dipende dal dato di partenza. L'incremento percentuale, l'incremento o decremento percentuale è significativo in ragione del dato di partenza. Ovviamente io faccio l'ingegnere, giustamente tratto ogni giorno dei numeri e questo è assolutamente un fatto corretto. E allora diamo anche i numeri assoluti delle presenze turistiche, degli arrivi turistici a Vittorio Veneto, con la premessa che è un peccato che trattiamo proprio stasera questo argomento, perché domani verranno diffusi dalla provincia di Treviso i dati ufficiali relativi all'anno 2014, quindi se avessimo colto l'opportunità, diciamo, di spostare questa interrogazione al prossimo Consiglio Comunale avremmo avuto dei dati freschi con riguardo a
tutto l'anno 2014 e quindi la possibilità anche di commentarli, di avere dei dati più precisi, insomma, ecco, di commentarli in modo più preciso. Però insomma abbiamo dati che si riferiscono al novembre, quindi non sono riferiti all'intera annualità del 2014, ma si riferiscono fino al mese di novembre, quindi riguardano 11 mesi su 12, e che ci dicono sostanzialmente che gli arrivi, cioè le persone che sono arrivate nel periodo gennaio-novembre 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013 sono 12.866 nel 2014, nel 2013 erano 12.383, quindi abbiamo un incremento di 483 unità e un incremento percentuale del 3,9%. Più consistente invece il numero, sempre positivo, direi molto positivo, delle presenze che si sono verificate sul territorio comunale, sempre relative al periodo gennaio-novembre. Nel 2014 abbiamo avuto 42.319 presenze, mentre nel 2013 36.601, quindi abbiamo un più 5.718 presenze, che mi sembra un numero notevole anche in termini assoluti, corrispondente a un più 15,6%, quindi questi sono i dati assoluti e in percentuale degli arrivi e delle presenze, mi sembrano dati significativamente positivi. Ecco, possiamo, sempre per quanto riguarda i dati, dare anche quelli degli ingressi all'ufficio IAT di Vittorio Veneto, gli accessi allo IAT, anche questi sono in incremento, questi si riferiscono a tutto l'anno 2014, quindi nel 2014 abbiamo avuto 19.176 accessi contro i 18.549 del 2013, quindi abbiamo avuto un incremento di 627 accessi pari a un 3,4%, traducendo il dato incrementale in termini percentuali. Venendo ai musei che lei ha citato, anche qui diciamo che abbiamo dei dati molto positivi. Allora, per quanto riguarda il Museo della Battaglia, dal giorno dell'apertura fino all'8 marzo di quest'anno, dal giorno dell'apertura mi riferisco dal giorno 11 novembre del 2014 fino all'8 marzo, quindi poco meno di 4 mesi di apertura, abbiamo avuto 6.005, non i 500, i 5, 6.005 ingressi, mi riferisco ai biglietti strappati, quindi non alle persone che sono entrate a vario titolo per manifestazioni, mostre e via dicendo. È un numero che mi permetto di dire è davvero consistente e che quindi dobbiamo ringraziare l'organizzazione del museo e tutti coloro che si sono spesi in questo periodo per promuovere il nostro museo, che è un elemento di punta anche come attrattività turistica della nostra città. E non solo, anche le prospettive sono molto buone, perché ad oggi abbiamo come numero di prenotazioni per i soli 3 mesi da marzo a giugno, ripeto, queste sono prenotazioni già acquisite, il numero di prenotazioni è pari a 3.300, numero di 3.300, e sono praticamente tutte prenotazioni che vengono da fuori comune. Quindi il nostro museo si sta caratterizzando come un vero e proprio polo attrattore, capace di portare in città cittadini che vengono da fuori, quindi creare economia, portare valore aggiunto, quindi direi che è un dato davvero molto positivo. Lei cita anche gli accessi al sito turistico, sito internet turistico nella sua interrogazione, e allora diamo anche questi dati sempre relativamente al museo. Al sito internet del museo abbiamo avuto oltre 6.200 accessi da quando è stato creato il sito, e abbiamo avuto 36.700 visualizzazioni delle pagine, quindi con un trend attuale che è in leggera crescita, quindi anche in questo caso direi che
sono dati che dimostrano, che testimoniano l'interesse che c'è verso questa nostra nuova struttura museale, che è anche una struttura turistica e sulla quale ovviamente invece noi puntiamo, consideriamo che sia un elemento di punta, un elemento su cui puntare. Sempre relativamente ai musei, anche per quanto riguarda gli altri musei civici, abbiamo avuto un buon incremento nel 2014, un incremento di visitatori, e abbiamo un totale di 3.540 visitatori contro i 2.850 del 2013, pari a un incremento del 24% e in termini assoluti di 690 unità. E quindi direi che anche questo è un dato significativo, sta nel nostro programma di mandato, visto che lei se lo porta dietro, diciamo, è nel nostro programma di mandato la valorizzazione del patrimonio museale, quindi credo che stiamo andando correttamente in questa direzione. Aggiungo, sempre rimanendo nel campo museale, che abbiamo intenzione e stiamo investendo di aprire la sezione archeologica del Museo del Cenedese, che in realtà è un vero e proprio museo a sé stante, tanta è l'importanza di questa sezione archeologica, e anche questo è scritto nel nostro programma di mandato. E per quanto riguarda invece l'altro tema che lei ha sollevato, che però non trovavo nel testo della sua interrogazione, cioè quello relativo a Palazzo Todesco, abbiamo inserito nel piano opere pubbliche, che sarà oggetto di trattazione del futuro, del prossimo Consiglio Comunale, degli investimenti per la sistemazione del piano terra di Palazzo Todesco, in modo tale da dotare il polo espositivo di Palazzo Todesco di tutti quegli spazi accessori necessari per avere una struttura effettivamente efficiente e all'avanguardia, in modo da poter realizzare cicli di mostre di esposizioni temporanee, anche quelle che si inseriranno quindi nel panorama, nel programma culturale e turistico della città. Ecco, lei dice che attenzione a non puntare troppo sul tema della Grande Guerra, mi sembra di aver capito sostanzialmente, e poi cita anche Merano, i sentieri di Merano e via dicendo. Ecco, io trovo che l'esempio sia pertinente. Ecco, però Merano non è diventata una meta turistica internazionale grazie ai propri sentieri, lo è diventata perché ha trovato un brand da vendere, un marchio che è rappresentato principalmente dalle infrastrutture termali di quella città. Quindi i turisti a Merano non hanno cominciato ad andare perché c'erano i sentieri, ma la vera attrattività di Merano erano le terme e il brand. Quindi io credo che noi dobbiamo invece cercare di promuovere il brand di Vittorio Veneto, cioè ciò che ci caratterizza principalmente e di più rispetto ad altri territori contermini. E credo che il nostro brand in questo momento sia proprio quello della Grande Guerra, visto che qui si è concluso un evento di portata planetaria e quindi dobbiamo cercare di sfruttare anche dal punto di vista turistico questo fatto che ci vede oggi centrali rispetto a questa commemorazione a questo triennio di commemorazione a cui andiamo incontro. Quindi invece io credo che dobbiamo puntare su questo aspetto. I dati che ho citato prima con riguardo al Museo della Battaglia dimostrano che questa è la strada giusta e siamo sulla strada giusta. Quindi dobbiamo puntare sulla città d'arte, sulla cultura che rende la nostra città sicuramente un'eccellenza nel territorio, non dimenticando certamente anche le questioni ambientali che lei ha citato e che sono relative, diciamo, all'ambito territoriale della Pedemontana Veneta.
Quindi proprio con questo riferimento noi stiamo lavorando su entrambe queste due direttrici, su questi due filoni. Abbiamo aderito all'ODG Città d'Arte, abbiamo scelto come scelta strategica, lei chiedeva qual era il piano strategico, quali erano le scelte strategiche della nostra amministrazione, abbiamo aderito all'ODG Città d'Arte perché crediamo che diciamo, il numero di collezioni pubbliche, l'importanza delle collezioni pubbliche che abbiamo, la presenza di 3 centri storici caratterizzi la nostra città come città d'arte, ma ovviamente non ci dimentichiamo dell'ambiente, dei valori ambientali che ci circondano, del grande pregio ambientale che ci circonda e quindi assieme all'IPA stiamo lavorando a un protocollo d'intesa con le altre IPA pedemontane sostanzialmente proprio ad un progetto di valorizzazione di quelli che sono i valori ambientali che lei citava prima. Quindi lavoriamo contemporaneamente sulle 2 direzioni importanti e fondamentali che sono la città d'arte, la valorizzazione della città d'arte e la valorizzazione dell'ambiente che ci circonda. Ecco, questo dal punto di vista delle linee strategiche. Venendo ai punti che lei ha posto, per quanto riguarda il sito web turistico, in realtà è stato aggiornato, viene aggiornato periodicamente e quindi l'aggiornamento si fa. Quello che credo sia invece fondamentale è il fatto di cercare di arricchirlo di contenuti, quindi non deve rimanere statico non solo per gli aggiornamenti di routine per quanto riguarda il numero di telefono dei vari operatori turistici che ci possono essere sul territorio, ma dobbiamo cercare di renderlo ricco di contenuti, questa è la vera sfida se vogliamo. E allora ci prendiamo sicuramente l'impegno di arricchirlo con alcuni tematismi che oggi non ci sono o che sono sottovalorizzati. Il primo fra tutti è quello della Grande Guerra. L'itinerario proposto dal nostro sito turistico sulla Grande Guerra prevede diciamo, la presenza del solo sito, oltre a quella del museo, delle perdonanze, della trincea delle perdonanze, e mi sembra un fatto diciamo, non sufficiente perché una città che si propone su questo tema deve presentare ai turisti un vero e proprio itinerario di visita dei siti della Grande Guerra in città. Quindi questo sarà ad esempio un argomento che dovremo approfondire. Un altro argomento che vogliamo approfondire che abbiamo visto è oggi assente è gli itinerari per esempio del Tiziano Vecellio. Sappiamo che Tiziano Vecellio aveva casa a Colle Umberto, prego, che dimorava spesso a Serravalle, Palazzo Sarcinelli, che ha interagito con le nostre comunità, quindi lasciando testimonianze importanti della sua arte. E quindi crediamo che la creazione di un itinerario che abbia come protagonista Tiziano Vecellio a Vittorio Veneto e nel Vittoriese sia un elemento fondamentale di promozione della nostra città. E non compare nulla nel sito web turistico con riferimento alla figura di Lorenzo da Ponte, altra figura importante, strategica, altro brand della nostra città che ci collega a Mozart, uno dei massimi compositori musicali che ci siano mai stati di tutti i tempi, si direbbe, che ci può collegare a Salisburgo, una città importante come Salisburgo, a un festival importante come quello di Salisburgo. Ecco, non c'è nulla e anche in questo senso quindi ci assumiamo l'impegno di arricchire il sito turistico. Per quanto... Allora vado velocemente, vado a chiudere velocemente dicendo che per quanto riguarda chiedo scusa, non c'è tempo e le considerazioni sono molto interessanti, io sono molto attento a quello che sta dicendo l'assessore. Prego. Allora, per quanto riguarda l'inglese, noi riteniamo che l'elemento che ci internazionalizza in questo momento sia il tema della Grande Guerra, per cui faremo il sito in inglese del Museo della Battaglia.
del Museo della Battaglia. E sempre per quanto riguarda l'inglese abbiamo predisposto gli opuscoli dei musei, quindi già abbiamo fatto in qualche mese, direi, dei passi importanti in questo senso. Le infrastrutture hotspot ce ne sono, è tutto spiegato sul sito internet del Comune, basta andare nella home page e c'è tutto elencato. Le mappe dei sentieri comunali non giacciono, diciamo, come dice lei, nascoste, ma sono disponibili presso lo IAT e sono state anche oggetto di una ristampa recente proprio perché erano andate diciamo, le avevamo finite. L'ipovia della regione è stata tabellata grazie all'ufficio strade che ha collaborato, quindi anche lì siamo andati avanti. E per quanto riguarda la Pedemontana ho già risposto, e Merano lo stesso. E per quanto riguarda invece altri aspetti particolarmente importanti, io vorrei citare l'evento organizzato in collaborazione con il Touring, l'evento denominato la Penisola del Tesoro, che vede protagoniste le città di Roma e Vittorio Veneto e che in pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, ha già bruciato i 300 posti disponibili. È un evento che prevede per i soci del Touring che si iscrivono appunto la visita guidata della città, la città d'arte, come dicevo prima. I 300 posti sono andati già bruciati e quindi sono stati incrementati, sono stati portati fino al massimo possibile, che è il numero di 430, quindi direi un grande successo da questo punto di vista. E lo faranno domenica prossima, ovviamente qui a Vittorio Veneto. Grazie. Prossimo fine settimana. Posso aggiungere, rubo 30 secondi, giusto per completezza, sul discorso internet o comunque strumenti informatici, è in previsione anche la creazione di un portale dei musei, quindi un nuovo portale proprio grazie al contributo di Kubernetes, che è la società, una delle principali software house che ci sostiene, che sviluppa anche il sito internet del Comune. Abbiamo in previsione la costruzione di un portale più moderno proprio dedicato ai musei civici di Vittorio. Per il discorso hotspot appunto dal sito del Comune, servizi online, wifi, c'è la procedura per accedere, non tutti ancora sono stati attivati, stiamo dietro ad ASCO perché lo faccia, perché c'è questa convenzione col Comune, quindi continueremo a stargli dietro perché vengano attivati tutti quanti, giustamente. Altro, oltre all'iniziativa di cui parlava prima il vice sindaco, questo weekend abbiamo anche tipo mi pare 300 camperisti a Vittorio, che c'è una riunione del gruppo di Treviso di camperisti, che appunto siamo riusciti ad organizzare. Un piacere di fare a Vittorio Veneto il loro incontro annuale dell'associazione, anche per poter visitare i 2 musei principali del Comune, che sono appunto il Museo del Cenedese e il Museo della Battaglia, e verranno ospitati a Piazzale Consolini, che al momento è l'unico piazzale che possa, diciamo, ospitare circa quel centinaio di camper che hanno previsto di arrivare. Solo questo. Piazzale Consolini perché è in centro. Grazie. Consigliere Sant'Antonio, Solo a lei la parola per esprimere delle soddisfazioni o meno. A quest'ora sono soddisfatto. No, mi dispiace solamente che argomenti di questo genere dovrebbero essere trattati come argomenti principali, magari di consigli comunali, e non come interrogazione a fine consiglio comunale. Ecco, auspico che un argomento di questo genere possa venire trattato in un consiglio comunale. Consigliere Sant'Antonio, io condivido, ma ci troviamo un regolamento che qualcuno ha modificato che pone le interrogazioni. E farò un'interrogazione per cambiare io l'appoggerò. Ecco. Allora ringrazio i consiglieri e saluto il pubblico e anche chi ci ha seguiti da casa. Grazie e buonanotte.